guardando in diretta, poveretto. Acque grandine, ragazzi, non ho mai visto una cosa del genere. Signori, questa è la strada delle Torricelle. Non c'è più un albero dritto. Sono caduti tutti! Sono caduti tutti! La copertina di Simone Merlo con la devastazione dell'ondata di maltempo che ha colpito ieri soprattutto la zona di Verona e la sua provincia. Buongiorno, ben ritrovati anche oggi in diretta che inizia con qualche minuto d'anticipo perché alle 11:30 andremo proprio in municipio a Verona dove il governatore Zaia insieme alla sindaco Sbuarina faranno il punto della situazione con la prima conta dei danni di questa devastante ennesima ondata di maltempo che ieri in serata si è abbattuta sulla nostra regione, maggiormente colpite come detto il Veronese e la provincia, la sua provincia, ma anche il Padovano e il Vicentino e il Bellunese non sono stati risparmiati dalla furia del maltempo. Nel Veronese avete visto le immagini impressionanti del ghiaccio, di questa grandinata, del vento, della pioggia che hanno investito la città trasformando le strade in veri e propri fiumi. Sono state oltre 400 le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco delle tre province interessate, 174 nella sola provincia di Verona. Non solo a Verona ma anche San Pietro in Cariano, Castelnuovo del Garda, Lazzise, Pescantina, Bussolengo e Sant'Ambrogio di Valpolicella. Proprio in questi minuti a Verona è arrivato il governatore Zaia e allora sentiamo proprio le prime sue battute raccolte una volta giunto nel capoluogo scaligero. Sentiamo le parole del governatore Zaia. Qui l'ha già paragonata questo evento alla tempesta Vaia per gravità e per cataclisma che si è abbattuto sulla città in particolare. Guardate, io ho visto i filmati, ho sentito il sindaco più volte stanotte, l'assessore De Berti e ovviamente l'assessore Bottacin che è stato lui a avvisarmi del tutto. Lasciateci andare a vedere i cantieri, ho visto appunto devastazione, abbiamo sentito i massimi esponenti a livello nazionale, dopodiché nel punto stampa che faremo vi do anche un'impressione generale, però si tratta di una tragedia, Verona deve essere aiutata e siamo qui per questo. Insomma, ho già dichiarato lo stato di crisi, adesso si tratta di dar seguito a questo e fare in modo che i cittadini siano ristorati. In Verona e nel Veronese non posso non ricordare, per la vicinanza che ho appunto con il mondo dell'agricoltura, quello che è accaduto nella Valpolicella e l'immagine che ho visto dei vigneti. Infatti il governatore non c'è solo la città in ginocchio, ma come ha ricordato un'importante realtà economica come la Valpolicella. Sì, non è solo una realtà economica importante, ma è un biglietto da visita internazionale. Valpolicella vuol dire Amarone, Valpolicella vuol dire agricoltura di grande qualità
ma sicuramente ricordiamo che la città ne esce devastata almeno una ventina di vie, oltre 500-600 alberi che sono stati abbattuti, le 20 vie che sono state totalmente allagate, ma poi ricordiamo le torricelle, altro simbolo della città che oggi ha meno vegetazione di quella che ricordavamo, e poi il Garda e molto altro ancora. Direi che questa non ci voleva. Comunque, come al solito, siamo qui, ci rimbocchiamo le maniche e vediamo di portare a casa i risultati. Dunque si parla già di una tempesta simile a quella di Vaia che nel novembre di 2 anni fa devastò la montagna veneta. Capiremo appunto dalle parole alle 11:30 del presidente Zaia se c'è già una prima conta dei danni. Come detto, Verona, ancora 65 le richieste di intervento da evadere da parte dei vigili del fuoco, che continuano a lavorare non solo nel veronese ma anche nel vicentino e a Padova. E allora andrei subito a collegarmi con la nostra Chiara Gaiani per fare il punto della situazione nel padovano e nel vicentino, anche queste colpite in modo molto serio, molto forte dal maltempo di ieri sera. A te la linea, Chiara, buongiorno. Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, ci sono stati parecchi interventi anche nelle due province di Vicenza e di Padova, per la precisione 110 le richieste che sono arrivate dalla provincia di Vicenza, un po' da tutto il territorio, anche dalla città di Vicenza, dove tra l'altro sindaco e assessore alla protezione civile faranno tra pochi minuti il punto della situazione, e 105 invece le richieste che sono arrivate da Padova. I vigili del fuoco di Padova peraltro questa mattina stavano finendo gli ultimi interventi, soprattutto nella zona dell'Alta Padovana, ma hanno un'autoscala che sta partendo per Verona per andare a sostenere i colleghi appunto impegnati ancora in numerosi interventi in tutta la provincia. Tanto vento, tanta pioggia. Abbiamo sentito pochi minuti fa l'ufficio stampa dell'ARPAV, i tecnici sono al lavoro per capire che cosa sia accaduto ieri pomeriggio. Mi raccontava la detta stampa che, pensate, la quantità d'acqua caduta nel Vicentino è stata molto più importante rispetto a quella caduta nel Veronese, dove però c'è stato un grosso problema di ricezione, perché la grandine e poi il fogliame trascinato dal vento ha fatto sì che poi si alzassero tutti i livelli. Allora andiamo a vedere quali sono i comuni del Vicentino colpiti. Citiamo Montecchio Maggiore, San Vito di Lecuzzano, Bolzano Vicentino, ma poi anche Tiene, Caldogno e Monticello Ponteotto. Per quanto riguarda il padovano, impressionante alcune immagini che ci sono arrivate soprattutto dalla zona dell'Alta Padovana, di Franca, ma anche numerosi gli interventi a Limera e anche tante strade che sono state interessate dalla caduta di alberi, dalla caduta di rami, le strade anche molto importanti per quanto riguarda la zona nord della provincia di Padova, la Valsugana a San Giorgio in Bosco, poi anche a Limera alcune strade comunali, mentre per quanto riguarda la zona sud di Padova, Borgo Veneto, un grosso ramo è caduto sul cavalcavia che porta verso la Valdastico Sud. Quindi sono state veramente delle ore di super lavoro, sono entrate in funzione le protezioni civili, i vari comuni hanno attivato il COC, come sempre per i vigili del fuoco anche i sindaci e i volontari della protezione civile in prima linea in queste situazioni. Andando a guardare sul fronte agricoltura, perché poi insomma sul territorio restano anche questi danni, per fortuna il padovano è stato risparmiato dalla grandine, ne sono caduti veramente pochi chicchi, tra l'altro siamo nel pieno della vendemmia, stiamo a ridosso dei giorni più importanti della vendemmia, qualche chicco caduto nel Conselvano, grossi danni soprattutto legati al forte vento, come è quello che riusciamo proprio a testimoniarvi grazie ad un video che ci è stato inviato in un'azienda di Bovolenta. Siamo nella zona a sud di Padova, uno dei comuni che negli anni scorsi era stato alluvionato, in cui come potrete anche vedere proprio dal contributo che credo la regia sia in grado di mostrarvi, è stato scoperchiato un intero maneggio. L'ennesima tromba d'aria passata ieri sera a Bovolenta, questi gli alberi abbattuti che ieri sera prontamente
la protezione civile ha tagliato per permetterci di entrare nella nostra azienda. Nella nostra azienda alleviamo cavalli, lì c'è una fattrice con puledro e questa notte il loro ricovero è stato completamente divelto. Il tetto è stato spazzato via e il recinto si era aperto. Siamo riusciti a mettere in sicurezza velocemente, nonostante la tromba d'aria passata avesse piegato con la sua forza la recinzione, e questo è tutto il tetto che è stato spazzato via e completamente rotto. Chiara, hai altro da aggiungere? La situazione adesso com'è al momento? Allora, nel Padovano sono rimasti davvero pochi interventi da fare, diciamo che la situazione è andata, si va verso la normalità, la città di Padova è stata risparmiata, si stanno sistemando ovviamente i danni. Questa che avete visto era un'azienda che si chiama Va Oltre a Buvolenta. Volevo dirvi appunto solo che sono al lavoro, come vi dicevo poc'anzi, all'ARPA, stanno cercando di capire che cosa è successo. L'allerta arancione, ci hanno detto, è scattata, ha funzionato, tanto che per fortuna insomma non si registrano feriti in quella che è stata veramente un dramma. Capire esattamente che cosa, per capire però esattamente che cosa sia accaduto ci vorranno alcuni giorni. Noi però cercheremo di contattare un tecnico dell'ARPA per raccontarci, per farci capire più da vicino che cosa possa essere accaduto ieri pomeriggio qui. Grazie davvero a Chiara Gaiani per averci fatto il punto sulla situazione a Vicenza e a Padova. Grazie Chiara, buon lavoro e ci risentiamo più tardi. Grazie anche dalla redazione di Padova. Vediamo se abbiamo in collegamento anche la collega Tiziana Bolognani, perché ci spostiamo nel Bellunese, ancora una volta colpito con allagamenti e frane. Vi ricordo tra pochissimi minuti dal municipio di Verona la conferenza stampa del governatore Zaia insieme al sindaco di Verona Sboarina per fare il punto della situazione dopo il sopralluogo del governatore Zaia nelle zone più colpite. Tiziana, mi senti? Sì, Francesca. Buongiorno. Facciamo il punto per quanto riguarda il Bellunese insieme a te. Sì, fortunatamente la situazione in provincia di Belluno non è drammatica come le immagini che state mostrando su Verona, Padova e Vicentino, però sabato sera c'è stata una tromba d'aria a Benassa di Cadore e ha scoperchiato alcune case e ancora abbattuto diversi alberi, e ieri pomeriggio attorno alle 18 di nuovo lungo la 51 di Alemagna alle porte di Cortina si è mosso un notevole quantitativo di materiale in località Acquabona, ed è il solito punto in cui sono stati effettuati i lavori di sicurezza idraulica, ed è una prima parte, un primo stralcio dei lavori di opere per i mondiali di sci, ma evidentemente questi lavori non sono serviti a molto. Vero è che la strada, la 51 di Alemagna, nel momento proprio massimo del traffico di rientro dei villeggianti durante la sera, è rimasta chiusa all'incirca per una mezz'oretta, tempo utile per i vigili del fuoco e per il personale dell'ANAS di liberare la strada dai detriti e dal fango. Resta evidentemente però un problema che deve essere evidentemente risolto. In molti continuano a sostenere che probabilmente una galleria paramassi avrebbe
come dire, limitato i disagi che puntualmente ad ogni acquazzone, anche non violento, si verificano da sempre in quella zona. E quindi devo dirvi che la situazione tutto sommato si è risolta nel giro di poco tempo, anche se ha causato molta apprensione. Durante quell'evento meteorologico ci sono stati di nuovo dei temporali che hanno colpito fra Borca di Cadore e San Vito. A Borca di Cadore è stata monitorata la frana di Cancia, dove si stanno eseguendo anche in quel caso dei lavori. Lì fortunatamente tutto sotto controllo. Nel resto della provincia è piovuto, ci sono stati dei temporali, ma non sono stati così importanti da provocare danni, e lo confermano anche le chiamate ai vigili del fuoco, che sono state proprio molto, molto limitate solamente per la rimozione di qualche ramo pericolante. Francesca. Grazie Tiziana per questo aggiornamento. Ti lasciamo perché sappiamo che hai minuti contati, stai andando ad una conferenza stampa altrettanto importante, e quindi ci aggiorneremo anche su questo nelle prossime ore. Grazie a Tiziana Bolognani e buon lavoro, a più tardi. Questa dunque la situazione. Tra pochissimo andremo a Verona con il punto del governatore Zaia, insieme a lui anche il sindaco di Verona Sboarina, che pochi minuti fa sulla sua pagina Facebook ha postato questo commento del giornalista, dell'inviato di Repubblica Paolo Berizzi, famoso per le sue inchieste sul neofascismo. Berizzi aveva scritto: sono vicino a Verona, commentando naturalmente la devastazione del maltempo. Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città, i loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma, postando poi l'immagine della terribile grandinata che si è abbattuta sulla città. Il commento a queste parole, che sicuramente non mancheranno di suscitare ulteriori polemiche, le ha postate appunto il sindaco di Verona, scrivendo: inaccettabile, vergognoso, inutile, queste le mie reazioni al triste post del giornalista Paolo Berizzi. Questo dunque il commento che farà discutere. Ne abbiamo visti tanti di commenti quando ci furono altre devastazioni, ricordiamo dopo Vaia quei commenti verso la nostra regione, ma anche dopo l'acqua grande di novembre che devastò il centro storico di Venezia. Fa ancora più specie visto che arriva da un giornalista, queste parole arrivano appunto da un giornalista. Vedremo come andrà avanti, vedremo se anche il sindaco o il governatore Zaia commenteranno queste parole. La collega prima Chiara Gaiani ha fatto riferimento alla situazione dell'agricoltura e proprio questa mattina si è riunito in un summit la Coldiretti a Verona per fare la prima conta dei danni delle campagne. Devastazione naturalmente, la furia del maltempo, pensate, ha strappato addirittura le reti antigrandine di frutteti e vigneti. Nel Padovano, dice sempre la Coldiretti, scoperchiati annessi rustici, ricoveri animali. Abbiamo visto proprio le immagini di quel maneggio a Bovolenta, letteralmente scoperchiato dalla furia del vento. Si segnalano serre distrutte, annessi rustici scoperchiati, salvi cavalli e animali, lo avete appunto visto. Insomma, si segnalano gravi danni per quanto riguarda le viti, i grappoli che sono ormai pronti per la vendemmia. Lo ricordiamo che tra le zone colpite quelle della Valpolicella. Insomma, una zona che per quanto riguarda i vigneti e il vino rappresenta un'eccellenza a livello nazionale e non solo. Ci sono poi diversi commenti che sono arrivati in queste ore da rappresentanti del governo. Ieri sera in un tweet il ministro D'Incà aveva detto che stava seguendo con attenzione le notizie che arrivavano dal Veneto. Nelle prossime ore, ha scritto D'Incà ieri sera, faremo un bilancio per sostenere chi ha subito danni. E poi
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro: il governo è al fianco della città di Verona e delle popolazioni del Veneto colpite da un fortissimo nubifragio. Seguiamo costantemente l'evolversi della situazione per avere una stima dei danni subiti da abitazioni, infrastrutture e attività produttive. Ancora una volta, aggiunge Fraccaro, il nord-est è flagellato da alluvioni e crolli che hanno messo in ginocchio il territorio, dimostrando le nefaste conseguenze dei cambiamenti climatici. Ringraziamo i volontari e i soccorritori che si sono attivati tempestivamente per aiutare i cittadini coinvolti e garantire il progressivo ripristino della normalità. Daremo tutto il supporto necessario a Verona e alle zone colpite, così Fraccaro. E poi il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, già ieri le sue dichiarazioni esprimendo tutta la solidarietà, la vicinanza a Verona. Ho sentito il governatore Zaia e ho espresso il mio pieno sostegno. Lo stato di crisi è un'iniziativa necessaria per poter dare risposte immediate a chi ha subito gli effetti di questa ennesima calamità naturale. E anche questa mattina il Presidente Casellati ha aggiunto ulteriori dichiarazioni: non c'è tempo da perdere, a Verona le famiglie e le attività produttive non possono aspettare, occorre intervenire subito con misure economiche a sostegno di chi ha subito i devastanti effetti dall'ondata di maltempo. Queste dunque le dichiarazioni che arrivano da diversi esponenti del governo, dal quale si aspettano ora ulteriori risposte per il nostro territorio nuovamente colpito duramente dal maltempo. Ripeto, tra pochi minuti andremo a Verona. Il governatore Zaia sta facendo questo sopralluogo tra le zone colpite, quindi capiremo anche se è possibile fare questa prima conta dei danni. L'abbiamo detto, centinaia di alberi letteralmente sradicati. Avete visto le immagini davvero impressionanti, quell'immagine simbolo che abbiamo visto nella nostra copertina d'inizio di quell'uomo che stava nuotando per le vie della sua città di Verona tra acqua, fango ma anche grandine. Le strade che erano ricoperte da questo strato di grandine sembravano quasi immagini invernali di una nevicata, invece si trattava appunto di grandine. Lo ricordiamo, sono state oltre 400 gli interventi dei Vigili del Fuoco tra Verona, Vicenza e Padova, 174 quelli già eseguiti nel veronese dai Vigili del Fuoco, ne rimangono altri 65 da evadere. Intanto arriva un aggiornamento dalla collega Chiara Gaiani che ha appunto, come ci aveva anticipato, sentito proprio l'ARPAV, che ha evidenziato come i maggiori accumuli di pioggia si siano registrati a Vicenza, Venezia e Padova. A San Pietro in Cariano nel Veronese sono caduti 47 mm, a Vicenza sul Monte Summano ne sono caduti 88 mm. Il punto massimo a Padova, a Galzignano, con 64 mm. Sul fronte vento invece le raffiche più forti si sono registrate a Verona con una punta, pensate, di 105 km all'ora. A Vicenza 91 km all'ora e a Padova 79 km all'ora. E annuncia il meteorologo dell'ARPAV che una nuova perturbazione è attesa per questo fine settimana. Naturalmente ci auguriamo che non abbia una portata devastante come questa che abbiamo documentato sin da ieri sera con una nostra edizione straordinaria in diretta. Ci auguriamo appunto che non si verifichino altre devastazioni del genere. Intanto il maltempo, seppur in forma meno importante, ha creato anche qualche danno nella Marca trevigiana, con il forte vento che ha letteralmente gettato a terra uno dei simboli della città di Farra di Soligo. Allora vediamo il servizio di Lucio Zanato su quanto accaduto proprio a Farra di Soligo. Questa notte, a seguito del forte vento che c'è stato qui a San Gallo, la Madonnina dell'Aviatore, posta in cima al monumento, è caduta rovinosamente al suolo. Il forte vento ha letteralmente atterrato quello che è uno dei simboli del quartiere del Piave. La Madonnina, dedicata agli aviatori dal 1971, domina uno dei punti dove la visuale guarda l'intera vallata del Soligo.
2 metri di altezza, per quasi 2 quintali in un'unica fusione di bronzo, la statua è precipitata al suolo dal piedistallo che la poneva a 4 metri di altezza da terra. Un punto di riferimento per quanti a piedi o in mountain bike percorrono i sentieri tra San Gallo, Colagù e la vallata del Soligo, oltre agli avieri e ai devoti che quasi quotidianamente salivano per una visita e una preghiera. Un'assenza che non passerà inosservata dunque, ma che sarà breve, come assicura il sindaco di Farra di Soligo. Con i ragazzi dell'Arma Aeronautica che gestiscono l'area è stata recuperata, l'abbiamo recuperata e adesso ci attiveremo per restaurarla lì dove si è rotta e riposizionarla in cima al monumento che domina tutto il quartiere del Piave. Intanto ci sono anche gli aggiornamenti, perché non dimentichiamo l'emergenza che stiamo vivendo ormai da mesi, quella legata al Covid. Arrivano i dati aggiornati ai casi positivi nella nostra regione. Il numero di tamponi positivi continua a salire in Veneto, sono 116 in più nelle ultime 24 ore. Passando da 21.955 a 22.071, immutati decessi a quota 2.104. I casi attualmente positivi sono cresciuti di 59 unità, passando da 1.989 a 2.048. I negativizzati virologici sono attualmente 17.919 contro i 17.862 di ieri, quindi 57 in più. Naturalmente occhi puntati anche su questo. Sappiamo come si stiano registrando vari focolai, soprattutto nelle aziende, nei luoghi di lavoro, in particolar modo nella Marca Trevigiana, che continua a registrare incrementi significativi, importanti di nuovi positivi. Oggi tra l'altro sono iniziati anche gli screening, i test sierologici tra il personale scolastico, lo ricordiamo su base volontaria, quindi insegnanti ma anche personale ATA che potrà sottoporsi a questo test per capire la sua positività. Tutto questo in vista dell'inizio delle scuole. Il 14 settembre è stato ribadito, le scuole apriranno regolarmente, lo ha ribadito anche il ministro Azzolina. Certo è che permangono ancora molti interrogativi su come si svolgerà quest'anno scolastico, visto che restano ancora da chiarire quando e nel momento in cui si dovesse trovare un alunno o un insegnante positivo, che cosa accadrà a quella classe o addirittura a tutto l'istituto, se sarà sufficiente mettere in quarantena solo la classe dove è stata evidenziata la positività o se sarà necessario mettere in quarantena tutto l'istituto. Ecco, questi sono ancora degli aspetti che rimangono da chiarire. Intanto questa mattina i presidi stanno manifestando di fronte alle prefetture del Veneto per sensibilizzare diciamo così il governo su quelle che sono le problematiche legate al nuovo anno scolastico, ma anche legate al loro contratto. Insomma, tante questioni caldissime, manca davvero poco al suono della prima campanella e quindi staremo a vedere quello che accadrà da qui al 14 settembre. E tra i casi positivi poi ci sono i casi di rientro dalle vacanze all'estero. E allora proprio ieri in diretta durante la nostra edizione straordinaria del mattino l'assessore regionale al turismo Federico Caner ha lanciato un appello ai veneti. Sentiamo le sue parole. Guardi, io non credo sia, voglio dire, un sacrificio così grande se per un anno rimaniamo nella nostra splendida regione, che tra l'altro ha tanto da offrire, dal mare alla montagna, al lago, al delta, alle città d'arte, le colline. Insomma, questa è una regione che fortunatamente offre tutto. E ripeto, se qualcuno proprio non vuole stare in Veneto perché magari lo conosce già bene e ha desiderio comunque di muoversi anche al di fuori dei confini, anche per sentirsi più in vacanza, che vada al sud, voglio dire. È un vero e proprio appello a evitare le spiagge della Croazia e dei luoghi più colpiti dal Covid, quello che arriva in questa fine di agosto dall'assessore regionale al turismo Federico Caner. Se tanti sono i rientri, come conferma il traffico sulle principali arterie del Veneto, molti sono anche quelli che stanno guardando a settembre e all'ultimo scorcio d'estate per concedersi una vacanza. E così parte il messaggio, anche e soprattutto alla luce dei tanti casi di vacanzieri che rientrano positivi al Covid dal paese balcanico, a Treviso più che altrove, come continuano a confermare i report dell'ULSS. Non è tanto il fatto
che ci sia il virus che circola in Croazia, ma che la Croazia non abbia preso delle misure necessarie, perché mi dicono ma guarda, questa cosa avviene soprattutto nelle discoteche, nelle situazioni dove ci sono i giovani che diciamo si confrontano molto tra di loro. Parlo della Croazia. Sì, è vero, però poi questi giovani girano in tutto il paese, in tutte le località turistiche, e anche i meno giovani che poi vanno al negozio piuttosto che al panificio da qualche altra parte rischiano il contagio. E non mi risulta, e lo dico perché me lo dicono i vacanzieri veneti di rientro, che siano state prese delle precauzioni, quindi l'uso della mascherina, l'uso del gel, insomma il distanziamento sociale, tutte quelle precauzioni che invece il Veneto ha preso. Sembra quindi passato un secolo da quando la Croazia, terra peraltro di elezione per tanti trevigiani, chiedeva ai tedeschi di scegliere il suo Adriatico perché Covid free. Ora siamo nel paradosso di dire che mentre il Veneto ha subito questo in un periodo antecedente e ora è sicuramente in una situazione migliore, nonostante appunto l'aumento di contagi che negli ultimi periodi abbiamo visto, però ricordiamo che sono comunque tutti o in gran parte asintomatici, la Croazia invece è nel pieno di questa emergenza. Andiamo subito a Verona con la conferenza stampa del governatore Zaia e del sindaco Sbarina. 500 la nostra polizia locale, 790 GSM, centinaia e centinaia di alberi abbattuti. Siamo rientrati adesso facendo le Torricette, salendo da Borgo Trento e scendendo da Borgo Venezia, e quello che è il nostro circuito conosciuto, bellissimo, visto dall'alto, i campionati del mondo, il Giro d'Italia, è una scena di devastazione con alberi abbattuti parte a parte lungo la strada. Dicevo centinaia e centinaia di alberi, tanti alberi anche abbattuti all'interno di proprietà private, di abitazioni, che poi si sono riversati ovviamente contro le case oppure sulle strade. Dicevo, da ieri sera si è messa in moto la macchina operativa, e qui ringraziamenti per partire dal Presidente Zaia, la Protezione Civile, i dirigenti regionali, la nostra Protezione Civile e il Comandante Altamura, responsabile della nostra Protezione Civile, con l'assessore Polato, il microfono è spostato su Zaia, quello che non si sente alla Protezione Civile. E poi un ringraziamento, mi sono sentito via chat con i sindaci degli altri comuni del Veneto, una chat come sapete tra noi 7, che subito ha dato la disponibilità per mandare delle loro squadre. Ieri sera avevamo più di 40 squadre con circa 200 persone operative sul territorio comunale, che hanno dato una mano insieme ai nostri, insieme ai vigili del fuoco per quegli interventi, dando ovviamente la priorità assoluta a quelle situazioni di pericolo. Mi sono sentito, mi ha chiamato ieri il ministro Di Cap, pochi minuti fa prima di salire. Ieri ho sentito la Presidente Casellati, un attimo fa mi ha chiamato il Presidente della Repubblica, il Presidente Mattarella, che ringrazio, perché ha voluto sapere aggiornamenti sulla situazione. Ho detto che noi ero qui con il Presidente Zaia, che stavamo facendo le verifiche del suo prodotto, che ha dato tutta la sua disponibilità, tutta la sua vicinanza alla città, ai cittadini veronesi che sono stati così duramente colpiti. Un'ultima considerazione, tornando a braccio, probabilmente dimentico qualcosa. Io vorrei che in situazioni come queste le persone che hanno voglia di fare polemiche, che hanno voglia di fare gli sciacalli, che hanno voglia di strumentalizzare, se vadano da un'altra parte o stiano zitte. Almeno per una volta nella vita si può anche evitare davanti a situazioni come queste, che mettono in difficoltà una città che è già pesantemente in difficoltà a causa del lockdown, a causa del coronavirus, si mettano la lingua tra i denti e se la mordano, oppure prendano le proprie mani, anziché battere sulla tastiera, se le chiudono dentro un cassetto pesantemente forte, così sentono anche un minimo di sensibilità, perdono un minimo di sensibilità. Questo lo dico perché ho letto di attacchi vergognosi, compreso di qualche giornalista, nello specifico giornalista di Repubblica, che si è permesso di richiamare ad un calma negativo rispetto alla nostra città e i cittadini veronesi che sono stati così duramente colpiti in queste ore. A Verona noi ci rimbocchiamo le maniche, lavoriamo, ci facciamo aiutare, abbiamo bisogno di risorse, per questo ringrazio il Presidente per la dichiarazione dello stato di crisi, per poter accedere alle risorse e poter quindi dare delle risposte sia al pubblico ma anche e soprattutto a quei cittadini che questa mattina abbiamo incontrato, alcuni in lacrime perché hanno visto andare in fumo alcune attività, alcuni hanno detto che non sanno, perché tenete conto che tutto questo succede dopo mesi in cui sono stati chiusi per altri motivi, e quindi è quel colpo di grazia che uno non si aspettava e che evidentemente non voleva. Ecco, allora a tutte quelle persone che anche in queste situazioni, di fronte al dolore delle persone, di fronte a disastri di questo tipo,
pensano che la cosa migliore sia strumentalizzare, penso che il silenzio sia la cosa migliore da parte loro e da parte mia da questo momento in avanti, perché non meritano una particolare attenzione, se non una risposta chiara, decisa, determinata nell'immediatezza. Se mi viene in mente qualcos'altro, riprendo la parola successivamente, lascio la parola al Presidente Zaia, che ringrazio ancora veramente per la sua vicinanza e per la sua presenza qui oggi. Sì, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Io ve la farò breve. Ci siamo sentiti col sindaco più volte, l'assessore Bottacin, che è qui con me, che mi segue sempre in queste vicende, essendo responsabile della protezione civile. Voi sapete che ieri sera in comune c'è stata l'assessore De Berti. Allora, io, come accade di solito, vado in sopralluogo perché la firma dello stato d'emergenza, la firma che ho fatto io, è una firma di responsabilità e la si fa solo quando ci sono ovviamente gli elementi per dichiararlo. E al di là della, come si può dire, dello stato d'animo del momento, cade un albero sul giardino o altre robe, uno deve dire ma ci sono effettivamente i presupposti. Bene, a Verona ci sono effettivamente i presupposti. Questa è una tragedia paragonabile, anche se su altra scala, anche perché ricordiamo la macchia di leopardo nella città, è paragonabile ai disastri che ho visto io nell'alluvione 2010, a Baia, a tutto quello che è stata la tromba d'aria nella riviera del Brenta e altre, l'acqua alta, insomma non interessa tutta la città, ma le parti interessate della città sono devastate. Siamo stati stamattina in sopralluogo a vedere i danni insieme a voi, fra l'altro, sono danni ingenti. Ho visto tanti cittadini con le lacrime negli occhi, ma sempre con le maniche su a sparare, a pulire, e questo ne viene fuori ancora una volta. Il sindaco prima parlava dei veronesi e degli attacchi, penso che la mia risposta siano le palle che hanno i nostri cittadini, che hanno dimostrato di prendere subito di petto il problema e iniziare le pulizie. Non ho visto gente lì seduta a guardare ed aspettare qualcuno che venisse a fare le pulizie. Insomma, un quadro che ho già visto, la dichiarazione dello stato d'emergenza, lo diciamo perché chi vi leggerà o seguirà tramite i vostri servizi, funziona in maniera molto semplice. Tutti i comuni hanno, nel momento in cui viene dichiarato lo stato d'emergenza e sono previsti i comuni, vi ricordo che oltre al Verona e al Veronese, che ha 4 o 5 comuni, poi c'è stata la provincia di Padova, Vicenza e anche 3 comuni della provincia di Belluno, però Verona nella fattispecie è l'epicentro di tutto questo problema. Ecco, i cittadini residenti dovranno fare una sorta di elenco delle spese e dei danni, si faranno aiutare magari da un tecnico, da un professionista se non sono in grado di quantificare, in maniera molto semplice. L'amministrazione comunale preparerà dei moduli da compilare, faremo la raccolta di tutte queste richieste e prepareremo il pacchetto di richiesta danni. Io spero che il governo dichiari lo stato d'emergenza, faccia un provvedimento in Consiglio dei Ministri. Le telefonate sono gradite, le telefonate sono un grande segnale di vicinanza. Il Presidente Mattarella peraltro non manca mai di farsi sentire quando ci sono guai in Veneto e quindi lo ringrazio anch'io per questa sua vicinanza. Mi ha chiamato la Presidente Casellati ieri sera appena dopo la tragedia. I colleghi presidenti di regione, non sto qui ad elencarvi, il ministro Annunziata e poi chi mi ha chiamato ancora, poi altri adesso mi vengono in mente così, vi dico quelli che mi ricordo e mi perdoneranno tutti gli altri che non ho citato. Io dico solo una cosa, un ringraziamento particolare ai volontari. La Regione ha attivato la protezione civile, sono arrivate squadre da Rodiginio, quindi dalla provincia di Rovigo, squadre dalla provincia di Vicenza e Padova, e i volontari li vedete lì, sono attivi, sono quelli che avete incrociato e incrocerete
per le vie di Verona o alle Torricelle, lì li trovate proprio tutti, e penso che sia ancora una volta la dimostrazione di un popolo che ha una civiltà estrema. Vi ricordo che una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato. Se non ci fossero i volontari, se non ci fosse la protezione civile, tutti i volontari in generale, gli alpini, i carabinieri e tutti coloro che fanno volontariato, queste tragedie si affronterebbero con molte più difficoltà. Io non aggiungo altro, dico ai cittadini di fare documentazione fotografica, fare in modo di far foto dei danni che hanno avuto, di cercare di fare un inventario che sia anche ben visibile e ben documentato. Dopodiché spetterà a noi fare in modo di portare a casa risorse. Grazie. Io prima di passare alle eventuali domande, comunicazioni di servizio, non solo mi ricordo, l'ho detto prima, abbiamo firmato già ieri sera un'ordinanza per la chiusura di parchi gioco, perché evidentemente ho firmato ieri sera l'ordinanza per la chiusura di tutti i parchi giochi, perché evidentemente ci sono delle situazioni di pericolo e quindi già stiamo mappando le varie zone problematiche, mi riferisco alle aperture della città, il parco giochi ovviamente sono chiusi, quindi dobbiamo verificare anche lo stato all'interno, che sono permettacci che i nostri bimbi siano in situazioni di pericolo. Faremo la comunicazione di cui parlava il Presidente adesso, cioè di quello che serve dal punto di vista amministrativo per poter accedere, poi richiedere poi quelli che sono i ristori e i risarcimenti. Una particolare attenzione perché stiamo mappando con le vigili del fuoco della nostra protezione civile le zone sensibili dove ci sono degli alberi e dei vini su palmi pericolanti, però evidentemente per sapere di questo tipo stamattina abbiamo fatto prestissimo un'unione operativa, ho dato a disposizione di ripulire completamente la città e di verificare anche lo stato delle varie aperture, sia quelle che palesemente sono in una situazione critica, ma anche sono quelle che potrebbero guardandole non essere. Chiudo anch'io ringraziando veramente tutti i volontari che sono intervenuti da parte del Veneto, da Verona, e anche quei singoli, devo dire, cittadini che ieri sera in alcune zone della città si sono messi a disposizione per dare una mano. Se la città oggi in tante parti è ritornata in tempi rapidissimi, come era prima della situazione straordinaria che si è verificata ieri, anche grazie all'intervento di tanti volontari e di tante persone che hanno dato una mano. Sì, no, volevo dire, no, scusatemi, perché poi non voglio sia una dimenticanza, ma l'ho detto più volte questa mattina a voi. Stiamo parlando anche del Veronese e dei danni del Valpolicella, che non sono danni irrilevanti. Avete visto tutti immagini o filmati dei vigneti rasi al suolo, e penso che anche questa sia un'ulteriore ferita a questo territorio, quindi anche su quel fronte come Avepa ci stiamo muovendo, perché Avepa è la realtà che si occupa dell'agricoltura come Regione del Veneto, si sta muovendo anche su questo fronte. Grazie. Se ci sono domande, ragazzi, se no andiamo via che abbiamo da lavorare. Posso? Rispetto a parlare dell'auspicio che il governo dichiara lo stato di calamità, avete interloquito con il ministro di ICA, avete qualche partecipazione in questo senso? Allora, ho parlato con Chiamato, l'ho scritto ieri, poi ci siamo risentiti stamattina. E poi soprattutto ieri con la Presidente Casellati, che penso che avrà dato la medesima disponibilità del Presidente Zaia. Io ve lo dico, cioè, su questa situazione che si è verificata nella nostra città, so di avere neanche al mio fianco davanti il Presidente, perché oggettivamente la situazione che si è verificata ieri non può non dare, non possiamo, il governo non può non dare delle risposte alla città di Verona, perché, l'ho già detto prima, è una situazione straordinaria che si è verificata purtroppo in un periodo della vita della nostra città già straordinario di suo. Quindi, guardate, io prima non vi ho dato dei dati, ma banalmente sul Palazzo Alfieri nel mio piano sono esplosi i vetri, tutti, e abbiamo decine e decine di palline semaforiche non funzionanti, abbiamo centinaia di segnaletti verticali che sono state dirette, abbiamo danni che adesso stiamo quantificando al di là di quelle che sono le richieste a cui il governo dovrà dare una risposta ai singoli cittadini, ma io ricordo sempre che l'amministrazione pubblica e il Comune di Verona è anch'essa i cittadini, perché noi siamo la nostra segnaletica, siamo le nostre scuole, siamo i nostri giardini, siamo i nostri alberi, siamo i nostri semafori, siamo tutti noi. E quindi su questo, ripeto,
Ringrazio il Presidente per la sua presenza oggi qui immediatamente, il suo intervento di ieri non era mai scontato, ma sapevo che potevo far conto e so che potrò far conto anche nelle prossime settimane, perché questa volta più di tutte le altre volte la città è veramente in difficoltà. Sì, volevo dire per correttezza, anche perché l'avevo dimenticato, ieri sera, penso dopo un'ora dalla tragedia, ho parlato direttamente con Angelo Borrelli, che è il capo della Protezione Civile Nazionale, e oltre a garantirmi il totale sostegno e aiuto su questo fronte, mi ha anche detto che aveva già informato anche il Presidente del Consiglio su questa partita, quindi è bene dire che il governo è informato ai massimi livelli. Prego. No, c'è anche Rocca Pietore e Valle di Cadore. Sì, ma guardate, noi abbiamo avuto la provincia di Belluno con Rocca Pietore, Valle di Cadore e Cortina d'Ampezzo, che sono i detriti di Acquabona, per capirci. E poi abbiamo la provincia di Verona con Verona, Castelnuovo del Garda, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Peschiera del Garda, San Pietro in Cariano e Pastrengo. Poi la provincia di Padova, che vi dico ne ha veramente tanti, Padova, Gazzo, Limena, Vigo d'Arzere, insomma sono una ventina di comuni o forse di più, e poi la provincia di Vicenza con Vicenza, Bolzano Vicentino, anche qui una decina di comuni, 2 ville, Camisano Vicentino. Questa è l'ordinanza che ho firmato, quindi lo stato di emergenza, che poi vi diamo, avete la distinta. Ovviamente i comuni che non sono in questa distinta e hanno avuto danni considerino lo stato di emergenza aperto, come funziona sempre, onde evitare che non ci sia qualcuno che dice ma Zaia si è dimenticato. Non ci siamo dimenticati, a fare le robe veloci si fa così e funziona sempre così, cioè lo stato di emergenza resta aperto. Se avete 2 domande, se ci sono per me, per poi io devo scappare, ragazzi. Volevo capire se la Regione può fare uno stanziamento emergenziale subito. Per domani mattina abbiamo giunta e facciamo uno stanziamento per le opere, le somme urgenze. Ovviamente lo definisco, come si può dire, istantaneo, veloce, non risolutivo, ma vogliamo dare un segnale. Dopodiché qua ci vogliono risorse. Prego? Ne parliamo in giunta domani mattina, non sono in grado di dirti adesso. Seconda domanda velocissima, anche se è presto, una prima stima dei danni anche solo spannometrica. Guarda, questa è una domanda ricorrente sempre e capisco anche la vostra esigenza. Io dico che sono decine di milioni di danni, cioè nel senso che qui non ce l'asciughiamo con poco, anche perché Verona è messa in ginocchio in alcune parti della città. È fondamentale che si provveda per il veronese e anche per il resto dei territori che hanno avuto danni. Cioè, per me il Fazzarego piuttosto che Acquabona, Rocca Pietore, i danni del Padovano vanno tutti in questa contabilità, partendo da Verona che è l'epicentro di questo cataclisma. Io vi saluto, ragazzi, grazie. Solo una roba sul Covid. Sapete che Spallanzani ci ha validato il tampone rapido, quindi questa è la notizia del giorno. Vi do altre 2 notizie veloci. Noi abbiamo 2048 positivi in questo momento su 6.500, dai, facciamo un conto tondo, isolati. 2048 positivi, dei quali 81 sintomatici. Perché vi dico questo? Perché conferma ancora una volta quello che sto dicendo, al di là che qualcuno dica che abbiamo gli ospedali pieni. Gli ospedali non sono pieni, abbiamo 6 persone in terapia intensiva in tutto il Veneto. Peraltro potrei cominciare da Padova dicendovi che la bimba di 5 anni è un Covid positiva, ma è lì per altre patologie acclarate e accertate, non c'entrano niente con il Covid, con la sua positività. Abbiamo un altro Covid in terapia intensiva a Padova, che è un infartuato ed è in terapia intensiva perché è infartuato, non per il Covid. E poi abbiamo un signore di 92 anni in terapia intensiva. Dei 6 ve ne ho detti solo 3, se volete vi dico tutti 6. Scusami. Perché vi dico questo dato? Perché noi abbiamo 120 persone in tutti gli ospedali del Veneto, siamo passati da 2.400 persone a 120, e 6 persone in terapia intensiva.
Abbiamo 2048 persone positive in questo momento, solo 81 sintomatiche. Allora si sta vedendo un fenomeno che è strano. Siamo passati in 10 giorni dal 7% di sintomatici sui positivi a questa mattina al 3,9%. Cioè stanno diminuendo anche in percentuale i sintomatici sui positivi. C'è un virus strano, dà positività in assenza di sintomi. Ci stiamo avvicinando a un'immunità generale, non ve lo so dire, questo lo dovete chiedere agli scienziati. È un virus che è mutato, non ve lo so dire. Sono le condizioni atmosferiche e climatiche diverse, non ve lo so dire. Io so che non ho gli ospedali in emergenza e ho pochi sintomatici, il 3,9% oggi, su tutti i positivi che ho, che puntualmente si negativizzano nel giro di 10-15 giorni. Scusami Milo. Lo Spallanzani, guardate, noi siamo stati i primi a livello nazionale, se non anche europeo, a parlare dei tamponi rapidi. Il dottor Rigoli di Treviso ha iniziato a sperimentare i tamponi coreani. Vi ricordate? Dicevano, è una fantasia, sta roba non funziona. Beh, adesso, se 4 mesi fa c'erano solo i coreani, adesso sono almeno 10 multinazionali che fanno tamponi rapidi. Capite che cambia il mondo dello screening? Cioè il tampone rapido è quello che ci permette di fare il test agli aeroporti in tempo reale, con una validazione importante, perché se il tampone rapido viene confermato, come è stato confermato, efficace, noi riusciamo a essere molto più performanti. Cioè lo scenario che abbiamo tutti di marzo 2020, aprile 2020 o febbraio, nel quale siamo andati anche in tilt in alcuni momenti, no? Non riuscivamo a dare gli esiti perché erano tanti tamponi e la capacità di processazione era limitata. Immaginate se noi avessimo avuto i tamponi rapidi, che in 3 minuti, mi rovino 7 minuti, ma in 3 minuti già si vede la stringa, 7 minuti proprio per dire buttalo via che sei negativo o sei positivo, ecco, in 3, 7 minuti, 10 minuti hai il risultato in strada. La letteratura scientifica dice a livello internazionale che il tampone rapido funziona, ci insegna anche un'altra cosa, che il tampone rapido funziona bene se viene fatto sul fresco, cioè bisogna fare il tampone, non metterselo in valigetta e dire beh dopo li valido in ufficio, bisogna farli al momento, cioè mettere il reattivo e farli subito, sul fresco. No, è antigenico, quindi sull'antigene è un tampone, si infila nelle 2 narici in gola, anzi prima in gola e poi le 2 narici, e poi si fa subito la reazione. Però on the road, questo non va in laboratorio, lo fai dove ti trovi. Ed è esattamente quello che facciamo in aeroporto. Sì, su richiesta del Veneto, potete scrivere su richiesta del... Sì, ho scritto io la lettera. Sì, sì. Ma questa sapete è una grande novità, perché come piano di sanità pubblica ci permette di andare a Falange Macedone a passare e ad accerchiare il virus qualora ci fosse. Pensate, un focolaio, un condominio che c'è un positivo. In mezz'ora passi tutto il condominio, prima ci volevano giorni per sapere se erano positivi, negativi, com'erano. Cambia il mondo. Ovvio è che è un mondo in evoluzione e noi continuiamo a seguire questo. Guardate, io stamattina avevo una videoconferenza con i direttori, l'ho rimandata, la farò oggi pomeriggio, ma sto tornando, diciamo, a tempo pieno su Marghera, perché è giusto essere sul pezzo di sta roba. Velocissima, Acquadonna, sì. Un investimento milionario anche dell'ANAS, sono anni che si aspetta che arriva la prima pioggia, per quanto straordinario. Sì, è un cantiere ANAS, quello non è della regione. No, appunto è dell'ANAS, ma vuol dire che non basta l'impegno. Bottacini è l'esperto di sta roba. Sono esperto, io sono stato ieri sera al contatto col sindaco e quindi per noi ieri sera l'epicentro della fame, mi sono sentito con il vice sindaco di Cortina anche più volte che era sul posto con i vigili del fuoco di Belluno. E da quello che so io, ripeto, io non sono stato sul posto, quindi riferisco quello che mi è stato detto, si è riempito il vascone che c'è dietro e ha cominciato a tracimare. La strada è stata chiusa per pochi minuti e poi riaperta grazie all'intervento immediato dei vigili del fuoco di Cortina e poi quelli di Pieve di Cadore, e poi è stata riaperta dopo il senso di circolazione. So che ANAS, però ripeto, riferisco, stava facendo dei lavori di pulizia e svuotamento dei vasconi, però più di questo io non so, perché lì è un intervento ANAS che non ha coinvolto la regione né dal punto di vista progettuale né da nessun altro punto di vista.
Sì, ringrazio i vigili del fuoco che sono sempre, cade un albero, loro ci sono già. A volte mi viene anche il dubbio, nel senso che sono veramente efficienti. Li ringrazio perché il loro capo nazionale, l'ingegner Dattilo, ha chiamato subito, mi ha contattato subito, quindi approfitto anche per ringraziare l'ingegner Dattilo. Grazie e buongiorno. Io vi lascio col sindaco, con tutti. No, perché se domanda col sindaco. Sì. Ciao, arrivederci, buongiorno. Punto del sindaco di Verona Sbuarina e del governatore Zaia sull'ondata di maltempo che si è abbattuta in città. Il governatore ha detto che è stato un fenomeno che si è sviluppato a macchia di leopardo, ma che può essere paragonabile all'alluvione del 2010, alla tempesta Vaia e alla tromba d'aria che ha devastato la riviera del Brenta. Quindi un fenomeno davvero importante, devastante, che ha causato danni per decine di milioni di euro. Difficile al momento fare una stima più precisa dei danni. Ha detto ci sono delle zone della città di Verona che sono letteralmente in ginocchio, senza dimenticare però altri comuni della provincia e anche la Valpolicella, simbolo del vino, dei vigneti che sono stati devastati dalla terribile grandinata. Ha invitato i cittadini a documentare i danni subiti per poi avere i risarcimenti dovuti, appunto a presentare una documentazione precisa e ad avanzare le richieste poi in comune che si appresta a presentare, ad avere dei moduli, come succede in queste occasioni, che verranno poi compilate dai cittadini che hanno subito danni. Ha detto il governatore Zaia, spero che il governo dichiari lo stato di emergenza e che faccia un provvedimento il prima possibile in Consiglio dei Ministri per venire incontro alle città colpite dalla devastazione. Ha poi detto sono gradite le telefonate, ha detto di aver ricevuto, come è sempre accaduto, la telefonata dal Presidente della Repubblica Mattarella, dal Presidente del Senato Casellati, dal Ministro Annunziata, ma non solo. Appunto parlato della ferita, di un territorio ferito dal maltempo. Il sindaco Sbuarina ha parlato insomma di come si stia provvedendo per chiudere quelle zone come i parchi gioco più in pericolo, dove ci sono alberi in pericolo, ma dovremmo avere in collegamento telefonico il presidente di ANCI Veneto, nonché sindaco di Treviso, Mario Conte, che ha proprio voluto esprimere la sua vicinanza ai sindaci dei comuni colpiti dal maltempo di ieri sera. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno a tutti. Come grazie Presidente, per questo intervento. Grazie a lei per essere con noi. L'abbiamo tolta dai suoi tanti impegni, ma era doveroso insomma sentire il presidente di ANCI Veneto che ha voluto appunto esprimere la sua vicinanza e la sua solidarietà per i colleghi sindaci che stanno facendo i conti con la terribile ondata di maltempo di ieri sera. Sì, una vicinanza e solidarietà ai colleghi sindaci, perché usciamo da un periodo complicato, impegnativo, difficile, quindi sono già stremati per l'emergenza sanitaria in corso, e vedere immagini come quelle di ieri delle città flagellate dal maltempo non ci lascia indifferenti. Quindi insomma noi portiamo la nostra solidarietà, ma portiamo anche la nostra disponibilità a quei territori per poter aiutare in ogni modo, in ogni forma i nostri colleghi e le comunità appunto dei comuni colpiti da questo maltempo. Governatore Zaia ha lanciato un messaggio al governo perché subito, già in Consiglio dei Ministri, si approvi un provvedimento per andare incontro a questi territori feriti, ha detto il Presidente Zaia. Sì, ha fatto benissimo il governatore Zaia e lo ringrazio ancora una volta per la sua tempestività, sempre presente, sempre puntuale per aiutare le comunità venete. È fondamentale che lo Stato dia delle risposte in tempi certi e che i sindaci e le comunità non vengano abbandonate in questa occasione. Quindi insomma noi ci affianchiamo alla richiesta del governatore Zaia e soprattutto ci affianchiamo a quelle che sono le esigenze
dei sindaci e dei comuni colpiti da questo maltempo. Purtroppo registriamo sempre più episodi del genere, queste come vengono chiamate bombe d'acqua che creano gravi danni, purtroppo in alcune occasioni anche delle vittime. L'opera di prevenzione diventa quanto mai ancora più importante in questo momento storico. Sì, opere di prevenzione e di sistemazione idraulica sempre più necessarie e fondamentali proprio per tutelare i nostri territori. È fondamentale però che i sindaci abbiano a disposizione le risorse, perché se no noi possiamo annunciare, parlare e progettare, però poi se non abbiamo le risorse concretamente per poter mettere in campo opere pubbliche a tutela dei nostri territori, rimangono solo chiacchiere, e le immagini che poi purtroppo sempre più spesso siamo costretti a vedere sono queste dei nostri territori messi in ginocchio dal maltempo. È fondamentale mettere in campo un piano di investimenti a livello nazionale proprio per mettere in sicurezza i territori e i nostri cittadini. Quindi l'obiettivo numero uno di ogni sindaco è quello di garantire la sicurezza dei cittadini, che in questo caso passa anche attraverso opere di sistemazione idraulica. Noi comuni, noi sindaci abbiamo bisogno di soldi veri, non tanto di chiacchiere, di promesse, ma abbiamo bisogno di soldi da poter investire nei territori. Ancora di più in questo momento, Sindaco, quando sono venute a mancare tutte quelle entrate che solitamente nelle casse comunali ci sarebbero state, ma che sono venute meno durante il lockdown. Sappiamo di quanto le casse dei comuni siano in grossa sofferenza e si debba quindi si devono ottimizzare gli interventi. Sì, la coperta è sempre più corta e i sindaci stanno facendo i salti mortali per riuscire a garantire comunque i servizi ai cittadini e servizi di ottimo livello. Però i miracoli non è che possiamo continuare a farli tutti i giorni e su tutti i temi. E quindi io condivido quanto richiesto anche dal presidente di ANCI nazionale, il presidente De Caro, che ha detto che i sindaci e i comuni devono essere protagonisti nella ripartenza anche economica di questo Paese, avanzando fin da subito una richiesta pari a 20 miliardi che consentirebbe quindi un piano di investimenti strutturali importanti proprio per le nostre comunità. Tutto gira intorno alla disponibilità economica. I sindaci gettano il cuore oltre l'ostacolo, però poi ci vogliono i soldi per dare risposte concrete ai nostri cittadini. Ricordo anche che i sindaci la faccia ce la mettono sempre, ecco perché ho voluto proprio pubblicamente portare la mia vicinanza ai colleghi e a tutti quei territori che oggi vivono l'ennesima difficoltà. Un abbraccio all'amico Federico, al sindaco di Verona, al sindaco Sbuarina e a tutti gli altri sindaci. Grazie al presidente di ANCI Veneto Mario Conte, grazie per il suo intervento, buon lavoro. Grazie a voi, sempre grazie per l'informazione puntuale, precisa e vera che fate. Grazie Sindaco Conte, buona giornata e buon lavoro. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, abbiamo seguito insieme la conferenza stampa in municipio a Verona del governatore Zaia insieme al sindaco Sbuarina, che hanno fatto il punto della situazione dopo la devastazione causata dal maltempo di ieri sera. Zaia che ha detto di aver parlato con il capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, che gli ha assicurato di aver informato prontamente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il governo quindi informato su quanto sta accadendo. Vi abbiamo anche riportato le dichiarazioni di diversi esponenti del governo sulla situazione, sulla vicinanza e la volontà di intervenire prontamente per aiutare la popolazione di Verona e non solo colpita. Non solo Verona, una ventina anche i comuni del Padovano, una decina nel Vicentino. Lo stato di emergenza firmato dal presidente Zaia elenca i comuni colpiti, ma il governatore ha sottolineato come sia possibile man mano inserire altri comuni che
segnaleranno danni subiti dal maltempo, quindi una pratica che rimane, come accade sempre in queste situazioni, sempre aperta per inserire altri comuni danneggiati. Intanto domani mattina riunione di giunta e si discuterà anche la possibilità di uno stanziamento per realizzare delle opere urgenti proprio per questa situazione. Intanto altre dichiarazioni a livello nazionale sono quelle che scrive su Twitter il capo politico del Movimento 5 Stelle Crimi, che dice: sconvolgenti le immagini che arrivano da Verona e dai territori del nord Italia, la mia vicinanza a tutti i cittadini in difficoltà e gratitudine a quanti stanno prestando loro soccorso in queste ore. Lo Stato c'è e farà la sua parte per aiutare la comunità, le comunità colpite dal maltempo. Allora rivediamo queste immagini sconvolgenti di cui parla Crimi nella copertina che vi abbiamo mostrato ad inizio diretta, la copertina realizzata da Simone Merlo con le immagini più drammatiche del maltempo di ieri sera nel Veronese. Guardate questo signore, sono qui che lo sto guardando in diretta, poveretto. Acque grandine, ragazzi, non ho mai visto una cosa del genere. Signori, questa è la strada delle Torricelle. Non c'è più un albero dritto. Sono caduti tutti! Sono caduti tutti! Intanto, se la regia riesce ad inquadrare questo post di Condifesa Verona Codive, zona Bussolengo e Mambrotta, molti uccelli morti e feriti dal grandine. Vedete le immagini, non riesco ad ingrandirle di più, però sono immagini che mostrano appunto degli uccelli, alcuni morti, altri che cercano di rimettersi in volo, e poi ci sono i vigneti della Valpolicella. Insomma, queste sono ulteriori immagini che documentano la devastazione di questa bomba d'acqua, ma non solo acqua, anche grandine, fortissimo vento, lo ricordiamo, oltre 100 km/h ha soffiato il vento ieri sera nella zona del Veronese. Allora ci colleghiamo con il generale Giancarlo Iannicelli, meteorologo, per capire che cosa è accaduto ieri sera nella nostra regione, soprattutto nel Veronese. Buongiorno generale. Buongiorno a tutti. Purtroppo quando fa caldo c'è ondate di calore, sono ondate di calore così prolungate con temperature che all'ombra, ricordo, superano i 33-34 gradi, vuol dire che c'è molta energia nell'atmosfera e molta umidità, quindi molto vapore sospeso. Questo da soli non produrrebbero nulla, ma se c'è una piccola infiltrazione di aria instabile, di aria più fresca, come è successo,
nelle ore appena trascorse, allora si innescano dei temporali molto intensi, dei fenomeni di instabilità che abbiamo visto come possono essere violenti. Tra virgolette, fortunatamente questi eventi sono di brevissima durata e limitati anche dove avvengono, quindi non sono molto estesi, però abbiamo visto lì dove avvengono che problemi creano, quindi abbiamo delle bombe d'acqua proprio per la grossa presenza di vapore nell'atmosfera, quindi di umidità, e poi questo scontro di masse d'aria che hanno temperature diverse. E quindi tanta acqua in poco tempo, in pochi minuti potremmo dire, in un'ora e mezzo, ma soprattutto, come è accaduto nelle ultime ore, ci sono state delle grandinate molto forti, quindi si parla, ecco perché danni anche purtroppo anche alla fauna, perché sono dei proiettili veri e propri, quindi con il vento colpiscono e fanno male. Abbiamo visto che danni producono sulle auto, sui vetri delle auto e purtroppo in questo caso anche sugli animali. Dobbiamo prepararci ad altri episodi simili, generale. Insomma, purtroppo ne stiamo documentando sempre di più, sempre più spesso, anche nella nostra regione, di eventi simili. Questi abbiamo più volte messo in evidenza, non è cosa diffusa, cambiamenti climatici vogliono dire intanto questo, fenomeni di instabilità molto più frequenti e quindi bisogna attrezzarci. Un cambiamento veloce non sarà possibile, sarebbe da rivedere tutti i nostri comportamenti, le fonti di energia, questo non è possibile, è inutile inventarci o illuderci, pian pianino si potrà cambiare ma molto molto lentamente, si parla di decenni se non più. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo attrezzarci, dobbiamo prepararci a questi eventi purtroppo, quindi trovare tutte le soluzioni affinché questi eventi quando si verificano non provocano danni anche intensi. Noi non scordiamo Verona, ma anche sulle montagne abbiamo avuto nella zona di Cortina dei smottamenti con interruzioni delle strade e quant'altro. Quindi bisogna attrezzarsi, bisogna pensare bene come si costruisce, pensare bene al deflusso delle acque e quant'altro. Diciamo la notizia buona è che adesso l'atmosfera in queste ultime ore si è scaricata un po' del calore e dell'umidità, quindi non sono previsti, almeno localmente, qualche piccolo fenomeno. Andiamo verso un miglioramento di stabilità, permane l'alta pressione e quindi ci aspettano qualche giorno di tempo stabile, quindi con temperature però più basse. Quando si parla di più basse, naturalmente sempre vicine ai 30 gradi, ma 3, 4, 5 gradi in meno rispetto a quello che è successo in questi ultimi giorni. Quindi avremo quasi tutta la settimana tempo stabile, all'insegna del cielo poco nuvoloso, un po' di attività cumuliforme durante il pomeriggio, forse a fine prossima settimana potremo avere un piccolo peggioramento. Comunque ecco, il peggio è passato, ma questo, come diceva lei, non vuol dire che non si ripresenti, anzi ormai a questi fenomeni ci siamo abituati e ci dovremmo sempre più abituare. Quindi il peggioramento di questo fine settimana che già aveva preannunciato la collega Chiara Gaiani con l'ARPAV non dovrebbe avere la portata, noi ce l'auguriamo, di quanto accaduto ieri, generale? No, ma adesso non c'è, non c'è ancora un po' di instabilità perché permane, insomma, ancora questo conflitto di correnti è ancora in atto, ma c'è la polvere che ha dato vita, no? Si può pensare a una polvere da sparo che rimane lì, quando si accende una miccia allora dà l'effetto. Ecco, l'effetto c'è già stato, permane un po' di instabilità, quindi un po', come dire, con attenzione nelle prossime ore, che peraltro a dire il vero non sono previsti grossi fenomeni, e poi un tempo stabile già a iniziare da domani, quindi come ripeto con cielo poco nuvoloso e con temperature che si riposizionano su valori normali, quindi al di sotto dei 30 gradi i valori massimi. Grazie davvero al generale Giancarlo Iannicelli per averci chiarito anche dal punto di vista meteorologico che cosa è accaduto ieri nel Veronese. Grazie davvero generale, buon lavoro, a risentirci. Saluti a tutti. Grazie.
Abbiamo visto prima delle foto di Condifesa Verona Codive, allora vediamo anche questo video, chiedo alla regia di mandare in onda questo video proprio girato tra i vigneti devastati dalla grandine. Vigneto macinato, uccelli morti dappertutto, uccelli feriti, agonizzanti. Ma che macello, ma che disastro, Avete visto la devastazione tra i vigneti e lo ricordiamo come la Coldiretti si sia riunita a Verona parlando di milioni di euro di danni nei campi in Veneto. L'abbiamo detto, le reti che sono antigrandine che sono state portate via dalla furia del vento, grandine che quindi ha devastato i frutteti e i vigneti. Siamo di fronte, sottolinea la Coldiretti, alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sversamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio tra perdite della produzione agricola nazionale, danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti. I cambiamenti climatici, continua sempre la Coldiretti, hanno fatto esplodere il pericolo idrogeologico su un territorio reso più fragile dalla cementificazione. Si parla, è un quadro a livello nazionale tracciato dalla Coldiretti. Con il risultato che sono saliti a 7.252 i comuni italiani, ovvero il 91,3% del totale, che sono a rischio frane e alluvioni, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati ISPRA. Una situazione aggravata dal fatto che, conclude la Coldiretti, il territorio italiano è stato reso più fragile, con la perdita negli ultimi 25 anni di oltre un quarto della superficie agricola utilizzabile in Italia. Quindi insomma una situazione che, come detto anche con il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, rende ancora più importante e fondamentale tutte quelle opere di messa in sicurezza idrogeologica, di prevenzione per evitare situazioni simili che poi sappiamo, abbiamo visto che cosa comportano. E il governatore Zaia ha poi fatto anche il punto molto rapido sulla situazione Covid. Oggi alle 12.30 era prevista la consueta conferenza stampa del lunedì nella unità di crisi della protezione civile a Marghera, che è stata poi annullata per permettere al governatore e avete visto, all'assessore Bottaccina, all'assessore De Berti di effettuare questo sopralluogo nel veronese, poi per fare la conferenza stampa che abbiamo seguito in municipio a Verona. Ha però fatto il punto della situazione, ha spiegato che sono 2048 i positivi attualmente in Veneto, ma di questi solo 81 sono sintomatici, 120 le persone ricoverate in area non critica negli ospedali del Veneto e solo 6 in terapia intensiva. Ha parlato di un fenomeno strano che si sta verificando, perché in una decina di giorni si è passati dal 7% di sintomatici sul totale di positivi all'attuale 3,9% di sintomatici, quindi diminuisce il numero delle persone che risultano positive e accusano sintomi da Covid. Ha parlato di un virus strano, ha detto chiedete agli esperti che cosa sta accadendo, ma si tratta appunto di un virus che è sempre più asintomatico e dove i positivi si negativizzano nel giro di una quindicina di giorni, e dice non abbiamo una situazione di emergenza negli ospedali, lo sta a indicare proprio il numero fortunatamente basso di persone ricoverate. Ma la notizia di oggi, ha detto il governatore, è il fatto che sono stati validati i test rapidi dell'ospedale dello Spallanzani e dell'ospedale di Treviso, che erano stati presentati proprio a Marghera dal dottor Rigoli del Cafoncello di Treviso, quindi sono stati validati a livello nazionale. Una svolta, dice il governatore Zaia,
che costituisce un importante aiuto sul fronte dello screening. Era infatti impensabile fare solo i tamponi molecolari classici perché hanno tempi di processazione impegnativi, lo diciamo dall'alto dell'esperienza accumulata di 1,4 milioni di tamponi effettuati. Dunque il laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani di Roma, su richiesta del Ministero della Salute e della stessa Regione Veneto, il governatore Zaia lo ha sottolineato che è stato il Veneto a chiedere questa validazione, ha appunto validato i test rapidi antigenici per il Covid-19 che si stanno effettuando negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e negli ospedali pubblici e drive-in del Veneto. La notizia è stata confermata in una nota congiunta a firma dei responsabili dei laboratori dello Spallanzani. Con queste modalità, aggiunge il presidente Zaia, possiamo muoverci come una falange macedone, procedendo con i test rapidi per fare lo screening e poi con il metodo del tampone classico per la validazione dei positivi e comunque mixando anche le due modalità. Appunto ha detto il governatore, siamo stati i primi a sperimentare a livello nazionale questi test rapidi e questo cambia appunto il modo dello screening perché non sarà più necessario inviare in laboratorio il test, il campione, ma in tempi zero, lo ricordate, pochi minuti per ottenere il risultato di positività o negatività in caso sospetto, e quindi si potrà proprio on the road effettuare questi test rapidi. Quindi un ulteriore passo in avanti nello screening del Covid. In questo momento sappiamo quanto sia fondamentale nel momento della convivenza individuare subito i possibili positivi ed isolare eventuali focolai, come si sta purtroppo verificando in diverse realtà della nostra regione. L'importante però è intervenire in tempo zero. Questo dunque è anche il punto per quanto riguarda la situazione del Covid in Veneto. Ecco qui quanto detto che il Presidente, tornando al maltempo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il Governatore Zaia, ha chiamato anche il Sindaco Sboarina subito appena saputo quanto stava accadendo per avere un aggiornamento della situazione. A proposito poi di test sierologici, da oggi, lo abbiamo detto, docenti, personale ATA potranno fare in tutte le regioni test sierologici partiti nei giorni scorsi in Lazio e in Toscana. A disposizione ci sono circa 2 milioni di test e i prelievi che restano volontari per chi voglia sottoporsi appunto allo screening e dovranno concludersi 7 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. In caso di positività, al massimo entro 48 ore andrà effettuato il tampone che dunque diventa un ulteriore accertamento dell'eventuale positività. Questo dunque anche quanto sta accadendo a livello nazionale. Alcuni sindacati dei medici di famiglia in questi giorni hanno chiesto spazi appositi in cui poter fare questi test. Francesco Esposito, segretario generale FISMU, sottolinea come in parecchie regioni, sulla base di un accordo sindacale poi ritrattato da alcuni firmatari, si stanno inviando ordinanze che di fatto obbligano i medici di medicina generale ad effettuare i test sierologici per il personale scolastico. Un serio errore, un pasticcio. Innanzitutto, spiega sempre Esposito, del segretario generale della FISMU, non si riesce a capire se l'adesione è davvero volontaria. Quindi si procede non con però alcune difficoltà su questo fronte. C'è anche una realtà che si è aperta durante il lockdown, in qualche modo uno degli aspetti, possiamo dire, se si vuole trovare qualche aspetto positivo durante il lockdown, è stato quello del calo drastico dei furti nelle abitazioni. In generale, insomma, i ladri, anch'essi costretti a starsene a casa, perché ricordate, insomma, si poteva muoversi solo per gravi motivi con un'autocertificazione, quindi i furti in generale tentati, andati a segno, erano notevolmente calati, se non possiamo dire addirittura scomparsi, anche perché poi le persone, anch'esse costrette a stare a casa, non lasciavano più le abitazioni incustodite. Adesso, terminato il lockdown, pian piano, ma in questi ultimi giorni con un'impennata significativa, purtroppo si tornano a registrare molti furti, con i ladri che
appaiono sempre più spericolati perché non aspettano la sera per il buio per entrare in azione, spesso colpiscono in pieno giorno, in strade anche trafficate e spesso purtroppo, lo abbiamo raccontato anche noi la settimana scorsa nei nostri telegiornali, con i proprietari in casa. Ultimo in ordine di tempo e se riesco vi faccio vedere anche le immagini che arrivano dal Vivai Bulegato di Mogliano Veneto, siamo in provincia di Treviso, ed eccole qui le immagini che documentano la devastazione provocata dai ladri entrati in azione in questo vivaio e i titolari oggi sono stati costretti a tener chiusa l'attività per poter rimettere a posto appunto dai danni subiti. Vediamo se riesco a mostrarvi anche le altre immagini, eccole qui, sempre di questa è l'area, insomma, diciamo, dove i clienti si fanno confezionare le piante acquistate, letteralmente messo a soqquadro dall'intervento dei ladri. E allora ci colleghiamo via Skype con Christian Demma, che è presidente dell'associazione Furti in Corso. Buongiorno Demma, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Allora, voi avete un osservatorio particolare su questo fenomeno, perché sulla vostra pagina Facebook inizialmente era nato come un gruppo Facebook che però poi con il passare dei mesi è cresciuto sempre di più. I cittadini segnalano, fungono da vedette sul territorio e quindi segnalano, mettono in allerta anche i vicini sui furti andati a segno o tentati. E ho detto, in questi ultimi giorni, lo abbiamo documentato che noi nei nostri telegiornali, purtroppo si registra un'impennata di casi. Anche ieri sulla vostra pagina una cittadina aveva denunciato un ennesimo furto subito e purtroppo parliamo di ladri sempre più spregiudicati. Sì, in realtà lo stiamo vedendo noi sul gruppo che, come diceva, è passato da un gruppo di amici negli anni scorsi a diventare adesso un gruppo, un'associazione di volontariato e tutto quello che ne segue. E ovviamente abbiamo uno specchio immediato di quello che succede tutti i giorni e stiamo notando che tutti i santi giorni sono ricominciati dei furti, come dicevate voi, sempre più spregiudicati, ovvero non interessa se sono le persone a casa, se sono appena uscite, magari sono andate solo per fare la spesa, loro entrano e fanno quello che devono fare senza nessun pensiero. Noi di Furti in Corso avevamo già anche anticipato una possibilità di questa cosa in lockdown con voi proprio in una diretta, dove sembrava quasi impossibile che potesse succedere di vedere queste ladri spregiudicati. Invece ad oggi purtroppo abbiamo avuto ragione e li vediamo costantemente, solo che c'è la gente esasperata ormai, non ne può più. Lei aveva detto durante il lockdown c'è stato un calo, se non possiamo dire praticamente un azzeramento dei casi, ma era solamente diciamo così dovuto alla situazione, al fatto che non si potesse uscire, che le case erano comunque abitate, e lei già allora aveva detto attenzione perché poi ritorneranno a colpire. Parole quanto mai profetiche alla luce di quanto sta accadendo. Eh sì, sono state parole profetiche che, detto sinceramente, mi fanno anche un po' arrabbiare, no? Nel senso che io, che continuo a dire in un certo senso non sono nessuno, no? L'ho previsto con una facilità incredibile. Cioè, in momento di lockdown eravamo tutti a casa, forze dell'ordine come non mai, viste ovunque con pattugliamenti e controlli incredibili, spiegamenti di forze. Ad oggi vediamo le forze dell'ordine che sono rientrate tutte nei loro uffici a fare tutti quanti i loro lavori e via dicendo, quindi vediamo un calo di controllo importante e ovviamente tutti possono girare, quindi girano anche loro senza nessun pensiero e senza nulla. Quindi dico, l'abbiamo previsto noi che siamo un'associazione, siamo un po' di cittadini e lo vediamo perché purtroppo abbiamo uno specchio. Tutte le amministrazioni ci sono all'interno del gruppo, perché non sono riusciti a vederlo anche loro per fare un'aggiunta di controlli, no? Quindi ci fa un po' arrabbiare. Io vedo molta rabbia nella gente, no? Quindi io li tengo sempre calmi e tranquilli, però vedo agitazione e questo mi fa preoccupare anche.
Agitazione che si mescola alla paura, proprio per quello che lei ha detto prima del modus operandi che sempre più i ladri hanno. Non c'è più la paura di entrare laddove vi sia il proprietario in casa. Che cosa dicono le vittime, quelli che si sono anche trovati, che hanno avuto la consapevolezza di aver rischiato di trovarsi magari faccia a faccia con il ladro, perché magari loro si trovavano al piano terra, i ladri sono intervenuti magari nella zona notte, o perché magari sono entrati facendo proprio scappare il ladro? Qual è lo stato d'animo, oltre poi alla rabbia di non sentirsi sufficientemente tutelati? Ma lo stato d'animo varia di persona in persona, nel senso che anch'io stesso l'ho provato purtroppo più volte e quindi posso dirvi e ufficializzare che a seconda delle persone la prendono in una maniera diversa. Il problema è che è sempre quello, c'è una insicurezza di stare in casa propria è il focolare domestico, quindi dovrebbe essere la cosa più sicura a questo mondo, no? Ci era insegnato il lockdown, ci dicevano state in casa che state sicuri, no? In realtà adesso mi dice state in casa ma io non mi sento più sicuro, perché io mi vedo gente che mi entra e soprattutto vedo gente che entra ma in realtà poi esce tranquilla con le mie cose e con le sport, quindi la gente è arrabbiata subito e si divide in due, chi dice beh tanto alla fine ormai tanto mi hanno portato già via tutto, quindi non ho più niente, che vengano pure, e l'altra invece che comincia a dire beh ma a questo punto io non chiamo più nessuno e mi arrangio. E lì a me fa ancora più paura questa cosa qui, perché noi dobbiamo sempre chiamare le forze dell'ordine, dobbiamo sempre allertarle, però poi succede la cosa dalla parte dopo, no? Le forze dell'ordine sono con 2 macchine di nuovo ad oggi che fanno un territorio grandissimo e che con 10 furti in una sera non so come fanno, dopo 3 ore arrivano e chi può dargli torto, poretti, fanno quello che possono, quindi c'è qualcosa dall'alto che non funziona, che non vuole che funzioni, questo è il problema. Periodo estivo è stato, lo sappiamo, è sempre così, nel senso che chi va in vacanza, chi si allontana anche per pochi giorni purtroppo può diventare vittima, ma anche in inverno ne abbiamo parlato più volte, ladri in azione, quindi non c'è più una stagionalità e come non c'è più un orario nel quale sentirsi più sicuri. Abbiamo più volte raccontato anche di ladri in azione proprio in pieno giorno, il tempo magari di uscire per portare i bimbi a scuola e si torna a casa e si trova la casa devastata. Come ci si può tutelare da cittadini, al di là insomma di quelli che sono i dispositivi di sicurezza, dagli allarmi alle porte blindate, che però stiamo vedendo come diventino sempre più facilmente aggirabili dai ladri? Purtroppo. Certo, ormai la certezza di allontanarli non c'è, no, fondamentalmente. Se questi si mettono in testa di entrare, entrano, e ormai lo sappiamo. Il discorso è cercare di rendergli la vita sempre più difficile, come giustamente diceva lei, con tutte le inferriate piuttosto che un allarme, o ricordarsi anche semplicemente di chiudere le finestre e le porte, anche se fa caldo, purtroppo oggi bisogna farlo e quindi è importante. Farsi portare via la posta dai vicini se sono in ferie, in maniera che non si veda la posta accumulata, 1000 altre cose che sono essenziali per un temporizzatore per la luce. So che sembrano sempre le solite banalità, però danno un'idea di una casa comunque un po' più vissuta, no? Quindi l'abbiamo visto in lockdown, non entravano perché sapevano che eravamo tutti a casa. Quindi le piccole accortezze che ci sono da fare sempre, e questo è importante. E poi ripeto, speriamo comunque che qualcuno ci dia una mano, perché ad oggi è così. E io non voglio profetizzare nulla di nuovo, ma appena comunque ritorniamo con il buio sarà peggio, perché questi sono rimasti fermi mesi con lockdown e devono rifarsi degli arretrati. Parliamo molto freddamente, ma è così. Quindi a me comunque preoccupa. Voi come associazione come vi state? Perché sappiamo non siete solamente un osservatorio, un raccoglitore, diciamo così, anche se il termine è brutto, di segnalazioni, ma da quando siete nati vi siete mossi su varie strade, lo ricordiamo, siete stati i primi a lanciare la sorveglianza autofinanziata dai cittadini, quindi una vigilanza privata che i cittadini pagavano per permettere appunto di essere più vigilati sulle proprie strade, per le proprie abitazioni. Voi avete anche avuto molti contatti con il territorio, con i sindaci. Certo. Come sta procedendo su questo fronte? Come riuscite ad andare avanti con questa collaborazione con i primi cittadini, i sindaci? Era nata molto bene e stava andando benissimo, ovviamente prima della partenza del periodo del lockdown, nel senso che avevamo iniziato bene a fare con tanti sindaci delle serate
con proprio il loro patrocinio, dove andavamo a fare queste riunioni dove non c'era solo, diciamo, la mera spiegazione del furto, come avviene, facevamo anche una piccola introduzione, come difendersi, come potersi aiutare, e anche un piccolo sfogo tra le persone che arrivavano. Era stato molto bello. Una delle ultime che abbiamo fatto è stata a Silea con il sindaco e l'assessore della sicurezza, dove in realtà la serata si è trasformata quasi in una chiacchiera tra tutti i cittadini con le considerazioni che venivano fatte, perché ricordiamoci che il furto è quell'atto che ci crea un problema economico nell'immediato, ma poi ci crea un problema infinito nella testa, no? Perché, come si diceva, non mi sento più sicuro. Quindi adesso noi speriamo che finalmente si riesca a ripartire con queste serate, rispettando le norme anti-Covid, per carità, ma il nostro intento è di continuare, perché tutte queste serate ci davano una mano e facevano sì che le amministrazioni incontrassero in maniera molto più vicina al cittadino e capire anche a livello proprio diretto le esigenze del cittadino, no? Quindi anche il cittadino può chiedergli la telecamera, dove magari il comune pensa che sia tutto a posto, ma in realtà non lo è, perché non è che il comune può avere il 100% del controllo del territorio. E quindi questo serviva a fare da legame anche tra cittadini e comuni, che è quello che abbiamo sempre voluto fare noi, quindi continueremo a fare questo. Lei prima ha parlato della rabbia dei cittadini, che lei deve tenere in qualche modo sotto controllo. C'è il rischio che poi questa rabbia, se succede, possa degenerare in qualcosa, in episodi gravi, come è capitato di dover documentare con la cronaca, cioè di dover reagire magari di fronte al ladro che è entrato nella propria abitazione? Lei percepisce questo rischio? No, lo percepisco pesantemente, perché io preapprovo i post ogni volta nel gruppo, no? Quindi onde evitare anche disagi e problemi, e io vedo che molti post sarebbero anche un po' violenti in realtà, nel senso, io la prossima volta entrano dentro e mi arrangio io, sparo, li prendo a botte, faccio. Questa è una cosa di arrabbiatura anche pericolosa in entrambe le parti, no? Perché purtroppo sappiamo che la legge in questo momento è fatta così: mi entrano in casa, fanno quello che vogliono, ma se reagisco l'unico che rischia sono io, in realtà, no? Che ci piaccia o no, però per adesso è così, come lo dico anche alle riunioni. Quindi sempre da usare con testa, no? Io mi ricordo uno degli ultimi furti prima del lockdown, una persona si è trovata i 5 malviventi in giardino e la sua reazione è stata uscire con una mazza da baseball, no? E io gli ho detto: hai fatto male? E mi ha chiesto: come mai ho fatto male? E ho detto: hai fatto male perché tu, l'unica cosa che ti teneva fuori quelle persone era la porta e tu l'hai aperta. Quindi hai aperto le porte, ti sei, diciamo, aperta la famiglia a questi 5 malviventi, e sono 5, cioè non siamo, nessuno di noi è del film Lo sceriffo e via, no? Quindi bisogna sempre stare un po' all'occhio e valutare i rischi. Non è facile, perché in quelle situazioni c'è l'adrenalina che corre, però vedo che c'è molte persone che mi chiedono, perché ovviamente io, facendo anche parte per fortuna del tirasegno da una vita, avendo anche conoscenza di armi, tanti mi chiedono: ma prendo un'arma, compro una pistola, e gli dico: occhio, è più un rischio avere in casa un'arma che altro, perché poi si incorrono dei rischi particolari, anche semplicemente se te la portano via perché è incustodita. Quindi però lo vedo, c'è una rabbia sotto che a me continua a preoccupare. Per quello dico: le istituzioni ci diano una mano, perché poi non dobbiamo fare il salto dall'altra parte a dover difendere i cittadini che purtroppo hanno esagerato, perché si sono sentiti un po' abbandonati. Possiamo dire che il lockdown può aver in qualche modo creato un aumento successivo poi di questi episodi, proprio perché... Sì. Prego. Sì, sicuramente, perché come dicevo prima, loro sono in arretrato, loro hanno è inutile che lo stiamo a nascondere, hanno delle tabelle, lo abbiamo sempre visto, cioè ci sono dei periodi in cui vanno a spaziare in maniera incredibile verso sera, altri durante il giorno, nelle ferie e via dicendo. Questi sono rimasti fermi un tot e comunque hanno delle entrate, perché quelle entrate per loro sono i furti, cioè quello che portano via a noi, no? Brutto, ma è così. In realtà questo blocco che ha fatto rimanere noi senza lavoro, col blocco di tutto e via, l'ha fatto anche a loro, quindi adesso sono diventati più spregiudicati. Cioè, abbiamo mai visto così tanti episodi dove entravano in casa con la gente dentro? Cioè, almeno prima avevano la grazia di aspettare che uscivamo. Oggi ve lo assicuro, io l'ho provato un paio di volte, vedersi le persone cercare di entrare in casa occhi a occhi non è così semplice anche da
passare poi, cioè, negli anni si convive, ma non è una bella cosa, quindi c'è bisogno veramente di vedere tutte quelle pattuglie che abbiamo visto in lockdown, che ce le facciano vedere sempre, in maniera che così almeno il cittadino dice: boh, io vedo che le forze di polizia, la prefettura, tutti i comuni eccetera stanno facendo il meglio possibile, e quindi alla fine, per carità, io faccio il mio, le istituzioni fanno il suo, purtroppo va bene così. Però il discorso è, se io vedo che tutte le istituzioni dicono i cittadini devono cercare di fare qualcosa eccetera, ma io dico sì, ok, noi facciamo quello che possiamo, ma non si può pretendere che il cittadino spenda migliaia di euro in feriate, migliaia di euro in allarmi di casa e tutto. Noi vogliamo vedere anche altro. Sicurezza vuol dire telecamere, e telecamere non per fare le multe, ma telecamere per la sicurezza vera e propria. Quindi ci sta bene anche per le multe, perché è giusto così, deve guardare il comune, deve prendere soldi anche da lì, però anche il cittadino deve essere tutelato. Grazie davvero a Grazie, Cristian sempre. Demma dell'associazione Furti in Corso, grazie, e ci auguriamo che si intervenga per tutelare anche su questo fronte i cittadini sempre più vulnerabili nelle proprie abitazioni. Grazie a Cristian Demma, buon lavoro, a risentirci, buona giornata. Arrivederci. Volevo tornare un attimo sul maltempo con le immagini postate proprio in questi minuti dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che è in sopralluogo insieme al governatore Zaia e al sindaco di Verona Sboarina. 85 squadre per oltre 350 volontari di protezione civile sono sul campo da ieri sera nei territori colpiti dal maltempo. E poi, scorrendo le immagini, eccole qui le foto sempre dell'assessore Bottacin tra le vie di Verona. Guardate le strade dove rimangono i segni della devastazione, il fango, l'acqua che ha trasformato le strade in fiumi. Vedete queste moto, questi motorini completamente coperti dal fango lasciato dalle acque che si sono ritirate, ed ecco qui il simbolo, il segno della devastazione, quello che rimane probabilmente di un'abitazione. Vediamo delle sedie completamente distrutte, cartone, si sta ripulendo, lo ha detto anche Zaia. Non ho visto nessun cittadino seduto ad aspettare, tutti si sono subito rimboccati le maniche. Vedete qui le idrovore che stanno asciugando gli scantinati, i primi piani di negozi e abitazioni. Cittadini, appunto, ha detto Zaia, che sono subito messi al lavoro per ripulire, per cercare di tornare alla normalità. Ecco qui, guardate i cumuli, qui vedete probabilmente di sterpaglie che sono state trascinate dalla furia dell'acqua, il fango, anche qui di nuovo questo cumulo di rifiuti che sono stati portati fuori dalle abitazioni. Queste sono le immagini purtroppo che siamo abituati a vedere dopo una bomba d'acqua, una cosiddetta bomba d'acqua, questa volta però su Verona una vera e propria devastazione, lo ripetiamo, fango, acqua e la grandine che ha davvero ricoperto le strade. Ancora qui le immagini sempre postate dall'assessore Giampaolo Bottacin di questi cumuli di rifiuti. Ed ecco, vedete, ecco qui vedete le immagini di quest'auto, un furgone colpite dagli alberi. Abbiamo detto centinaia di alberi, si sta lavorando, vedete un'autogru in azione, si sta lavorando proprio per mettere in sicurezza i luoghi più a rischio. Lo ha detto anche il sindaco Sboarina, nei parchi giochi si sta facendo una serie di sopralluoghi per individuare aree a rischio dove possono esserci piante, alberi pericolanti, quindi per chiuderli, metterli in sicurezza, e si stanno lavorando gli operai per liberare le strade e per rimuovere insieme ai vigili del fuoco, agli uomini della protezione civile, tutte quelle situazioni pericolose, per evitare che si aggiungano altri danni ai tanti danni già registrati. Lo ripetiamo, il governatore Zaia ha parlato di decine di milioni di euro di danni. Si aspetta però di fare una stima più precisa, un bilancio più preciso. Serviranno ancora dei giorni per quantificare i danni. Ha invitato, lo ricordiamo, i cittadini a documentare con fotografie i danni subiti, in modo da avere una descrizione dettagliata di quanto accaduto, per poi allegarlo ai moduli che il Comune di Verona provvederà a preparare per farli poi compilare dai cittadini, per raccoglierli poi tutti in un unico faldone da indirizzare al governo
governo per la richiesta danni. Lo ricordiamo, al momento c'è l'elenco di tutti i comuni, poi si potrà già nei prossimi giorni eventualmente inserire altri comuni che evidenzieranno altri danni subiti nelle ultime ore per il maltempo. Chiedo alla regia, dovremmo avere in collegamento ancora la collega Tiziana Bolognani, me lo confermate? Chiedo alla regia se possono chiamare la collega Tiziana Bolognani, perché abbiamo sentito all'inizio dell'edizione straordinaria, ha fatto il punto e ne ha parlato anche il presidente Zaia della situazione maltempo nel Bellunese, ancora colpite nelle zone di Roccapietore, la frana ancora si è messa in movimento, insomma varie situazioni delicate che abbiamo registrato nel Bellunese, ma la collega Bolognani ha partecipato anche ad una importante conferenza stampa sul futuro di ACC Wambao. Lo sapete, la situazione delicata dal punto di vista aziendale di questa importante realtà produttiva per quanto riguarda la zona del Feltrino. Ebbene, c'è stata proprio oggi una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Allora con la collega Tiziana Bolognani cerchiamo di capire che cosa è emerso, com'è la situazione su questo fronte aziendale. Insomma, sappiamo come il lockdown non abbia certo facilitato, e questa è una situazione già delicata prima dell'emergenza Covid. Tiziana, mi senti? Sì, Francesca, ti sento. Ecco, raccontaci gli aggiornamenti per quanto riguarda proprio ACC. È finita da poco la conferenza stampa convocata dai sindacati assieme alle RSU proprio nella saletta delle RSU dello stabilimento ACC Wambao a Mel, e la situazione è davvero preoccupante. Domani scade il termine, l'ultimatum che la Regione aveva dato agli istituti di credito. C'era stato un incontro agli inizi di luglio e la Regione aveva dato un ultimatum, insomma aveva chiesto agli istituti, ai maggiori istituti di credito italiani, che si facessero avanti dando una risposta definitiva e concreta sulla necessità di effettuare un prestito cosiddetto ponte per il finanziamento del piano industriale certo e importante che è stato presentato dal commissario straordinario Maurizio Castro, che è pari a 12.650.000 euro, e una garanzia per il pagamento degli stipendi dei fornitori di 6 milioni entro il 30 di settembre. Ebbene, di tutti gli istituti bancari contattati, 7 tra i più grossi, tra i più importanti, parliamo di San Paolo, Unicredit, Civibanca, Cassa Centrale, IFIS, BPM, MPS, ICREA, insomma i maggiori gruppi bancari si sono subito defilati. Sembra ci siano delle trattative, ma sicuramente non daranno sviluppi entro la giornata di domani, e i sindacati hanno manifestato non solo la loro incredulità e il loro stupore su questo totale disinteresse delle banche nei confronti del salvataggio dello stabilimento, che è l'unico rimasto in tutto il territorio nazionale a produrre i compressori per i frigoriferi. E questo la dice lunga, perché a pochissimi chilometri di distanza c'è un'altra azienda che utilizza i compressori che escono dalla ACC di Mel per realizzare poi il prodotto finito. La dice lunga sulla una politica industriale, come dire, a livello nazionale, che ancora non ha capito l'importanza strategica di questo stabilimento, che ha evidentemente attraversato dei momenti molto complicati, l'ultimo in particolar modo quello con la gestione della società cinese misto pubblico-privata, perché la stragrande maggioranza delle quote di Wambao erano della Repubblica Popolare Cinese, quindi statali. Ecco, neppure quell'esperienza ha dato i suoi frutti, e pensate che da quando l'azienda è stata
commissariate da quando è stato nominato il commissario Castro, ci sono state non solo 18 assunzioni, nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma si è ricominciato a produrre giorno e notte, e quindi i volumi sono aumentati a dismisura, tanto che non più tardi di poche settimane fa è stato anche dato un premio di produttività a questi lavoratori che stanno facendo dei sacrifici indicibili, e noi parliamo di una situazione che, se non si risolve entro il 30 di settembre, lo ripetiamo ancora una volta, rappresenta una bomba sociale non solo per il territorio bellunese, ma a cascata per tutte le società, per tutte le aziende che utilizzano il compressore prodotto AMEL, il compressore di ACC. È evidente che in questo momento governo e regione debbono stringere i tempi, e non è escluso che proprio dalla regione, dall'assessore Donazzan, nei confronti della quale i sindacati hanno espresso parole di elogio, hanno detto: è evidente che non condividiamo l'appartenenza politica, ma all'assessore Donazzan è stato dato atto di un lavoro incredibile svolto, intenso, svolto in quest'ultimo anno, per tirare fuori dal guado l'azienda che ha rischiato di naufragare lasciando a casa 300 persone, che significa 300 famiglie e che significa un indotto anche. Quindi sicuramente dalla Regione del Veneto, assieme al Mise, ci si attende la convocazione di un tavolo. A questo tavolo sicuramente saranno chiamati tutti i soggetti portatori di interesse, quindi in provincia di Belluno, la prefettura, le istituzioni, eccetera. Però insomma serve l'aiuto economico, che in questo momento è totalmente latitante, totalmente assente. Ritengono i sindacati che probabilmente questo prestito non viene ritenuto profittevole da parte delle banche, ed è assurdo pensare che invece le banche si sono mosse in Italia per finanziare altre crisi, e non questa crisi di ACC, che ha altrettante possibilità di rilancio e di rilancio concreto. I sindacati hanno detto: è chiaro che se non succede, non succederà, non accadrà nulla, noi siamo disposti a fare tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, e andremo noi dalle banche e faremo vedere noi alle banche che cosa sappiamo fare assieme ai lavoratori. La situazione è davvero drammatica. Quando si usano quelle parole fatte per dire che ci sono si addensano, no? Spesso nei nostri servizi parliamo di nubi fosche sul futuro, eccetera. In questo caso non sono nubi meteorologiche, anche se il cielo di sopra Belluno, sopra la provincia di Belluno, si sta riannuvolando dopo una mattinata di sole. Non sono nuvole meteorologiche, ma sono nuvole metaforiche che hanno un significato molto molto importante. La situazione evidentemente è assai grave, e di nuovo di estrema tensione per il futuro di queste famiglie, di questi lavoratori che hanno un destino, sembra segnato. È impossibile dare loro tregua. Pensate che insomma da anni si va avanti con questa situazione. Un'azienda storica che una volta aveva 1800 dipendenti, oggi ne sono rimasti 300, ma questi 300 stanno tenendo duro con le unghie e con i denti, sono aggrappati al loro posto di lavoro, ma anche al loro futuro, al futuro del comune e al futuro di una provincia intera, e se permettete anche di tutte le altre aziende dell'indotto che dipendono da ACC, dal prodotto che esce quotidianamente da ACC AMEL. Grazie davvero Tiziana per averci aggiornati anche su questo importante fronte. Naturalmente continueremo a seguire questa vicenda, naturalmente stasera nelle nostre edizioni dei telegiornali e poi nei prossimi giorni. Grazie davvero a Tiziana Bolognani e buon lavoro. Grazie a voi.
Grazie anche a Tiziana Bolognani. Dunque questa la situazione per quanto riguarda ACC, una situazione che diventa sempre più delicata, anche perché i tempi sono davvero stretti. Si parla del 30 settembre per chiudere tutta la pratica. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni sul fronte delle banche. Adesso tornerei a collegarmi con Padova e con Chiara Gaiani per gli ultimi aggiornamenti sul fronte maltempo, con le novità dalla città. A te, Chiara. Buongiorno Francesca e buongiorno anche ai telespettatori. Sì, stiamo continuando a raccogliere notizie e dati su quella che è stata la giornata di maltempo che ha coinvolto il Padovano ieri. Abbiamo sentito i tecnici dell'ARPAB, i previsori, che stanno cercando di capire esattamente intanto qual è stata la vera gravità della situazione ieri. Un dato che secondo me è impressionante: su San Pietro in Cariano, uno dei comuni veronesi maggiormente colpiti, è caduto più di 1 metro d'acqua, sono caduti 105 millimetri d'acqua. Anche nel Padovano la precipitazione è stata intensa, in città sono caduti 55 millimetri d'acqua. C'è poi il discorso che per il Padovano è stato più importante, cioè il fronte del vento. Le raffiche in alcune zone del Padovano hanno sfiorato di 80 km/h e i segni poi si sono davvero visti. Un evento che era stato previsto, l'intensità però è difficilmente calcolabile, soprattutto non si riesce a capire esattamente in quale punto potrà esserci l'intensità maggiore. Per quanto riguarda la città di Padova, invece abbiamo sentito l'assessore alla protezione civile, che è anche adesso vice sindaco della città. Vi dicevo prima, sono caduti 55 millimetri d'acqua, ma per fortuna non ci sono state delle grosse criticità. Questo perché negli ultimi 3 anni fa, un temporale molto violento che aveva veramente causato molti problemi in città, soprattutto tantissimi alberi caduti, ma anche molte zone che si sono allagate, il centro storico da dove vi sto parlando compreso. Ecco, in questi 3 anni in città sono stati fatti degli importanti lavori sulla rete fognaria che hanno messo in sicurezza alcune zone storicamente e tradizionalmente in pericolo. Una di queste è il quartiere dove si trova a ridosso dell'ospedale, il quartiere Forcellini. Lì sono stati fatti degli importanti lavori con la creazione di alcune tubature, lavori che hanno anche creato dei grossi disagi in città. Un'altra zona è quella di Torre, via Ippodromo è stata chiusa a lungo. Questo per quanto riguarda la città. Restano alcune zone scoperte dove per fortuna però la criticità non è stata tale da poter assistere a scene come quelle che abbiamo visto purtroppo nel veronese. Una città, Padova, pronta ad andare in soccorso di Verona qualora ci fosse la necessità, qualora ci fosse la richiesta. Ci ha puntualizzato l'assessore Andrea Michalizzi. Tra l'altro questo 2020 per la città di Padova doveva essere un anno particolare. Padova, capitale europea del volontariato. La protezione civile è sicuramente uno degli ambiti del volontariato più importanti e stiamo toccando con mano di anno in anno quanto questo ambito sia importante, e la protezione civile di Padova è pronta ad andare a Verona qualora ce ne fosse bisogno. Direi che il Padovano, in tutta questa giornata tragica che il Veneto ha vissuto ieri, è stato graziato perché tranne in alcune zone del Conselvano qui non ha grandinato. La grandine invece ha creato davvero grossi problemi, lo abbiamo visto, l'avete documentato nelle lunghe ore di diretta nel veronese. Grazie a Chiara Gaiani per questo ulteriore aggiornamento sulla situazione. Naturalmente buon lavoro, ti lasciamo alle tue interviste per tutte le novità dal Padovano. Grazie a Chiara Gaiani, buon lavoro, a presto. Grazie.
E torniamo a parlare un attimo di coronavirus. Vi abbiamo dato l'aggiornamento che il governatore Zaia ha illustrato durante la conferenza stampa in municipio a Verona. Arrivano le dichiarazioni del sottosegretario alla salute Sandra Zampa, che dice: è stata predisposta una circolare in cui raccomandiamo a tutte le regioni l'invito a vaccinare. Bisogna fare in modo che a farlo siano le fasce più fragili della popolazione. L'antinfluenzale, continua il sottosegretario, deve essere obbligatorio nelle RSA. Le famiglie dovrebbero farlo fare ai bambini, così come dovrebbero farlo i medici che sono a contatto con i pazienti. In attesa dell'arrivo del vaccino contro il Covid-19, ha sottolineato Zampa, bisogna fare in modo che non si confondano due tipi di manifestazioni sintomatiche come quelle di influenza e Covid, che possono essere simili all'esordio. Rispetto alla riapertura delle scuole, ha sottolineato il sottosegretario, è giusto che la misurazione della temperatura venga fatta da parte delle famiglie, così come è sempre accaduto anche prima del Covid. Quanto agli insegnamenti utili che dalla pandemia si potrebbero ereditare, afferma quello di ripensare anche la medicina scolastica. Molti bambini si trovano in una situazione di povertà relativa o assoluta. La povertà diventa anche povertà di salute. La medicina scolastica aiuterebbe a farli crescere sani. Queste dunque le parole del sottosegretario alla salute Zampa. Da un lato l'invito, quindi questa circolare che arriverà alle regioni per quanto riguarda il vaccino anti-influenzale. Infatti il rischio, le preoccupazioni che ci sono in questo momento in vista dell'autunno e poi della stagione invernale, quello che ci sia una sorta di fobia dovuta a sintomi che potrebbero essere quelli di una banale influenza, che però sappiamo essere molto simili ai sintomi del Covid, e quindi che possano esserci anche poi una corsa ai pronto soccorsi e quindi un sistema sanitario che potrebbe essere messo a dura prova proprio per questo motivo. Da qui l'invito del governo a vaccinare soprattutto le fasce più deboli, e poi appunto anche il punto in vista dell'anno scolastico e di questo medico scolastico per andare incontro alle fasce più povere, ai bambini più poveri, che rischiano poi anche di diventare non solo una povertà sociale ma anche una povertà sanitaria. Adesso ci fermiamo ancora per una brevissima pausa pubblicitaria, ma restate con noi per tutti gli aggiornamenti. A tra poco. Rieccoci in diretta, questa lunga diretta incentrata soprattutto sul maltempo, la devastazione causata dal maltempo di ieri sera in Veneto, in particolar modo nella zona del Veronese, ma ha colpito anche il Padovano, il Vicentino, il Bellunese. Poi abbiamo aperto una finestra anche sulla situazione coronavirus con gli aggiornamenti forniti dal governatore Zaia. La discussione in questo momento interessa soprattutto la scuola e arrivano le parole della coordinatrice degli assessori regionali alla scuola, l'assessore toscano Grieco, che dice: speriamo oggi si arrivi a risolvere il nodo difficile dei trasporti. Se le scuole riaprono ma gli alunni non possono arrivarvi è un problema. Infatti è previsto oggi un incontro tecnico sul tema dei trasporti in vista della ripresa della scuola. Per il resto le regioni, che dovrebbero incontrare il ministro dell'istruzione Azzolina nei prossimi giorni, sperano di ricevere al più presto i finanziamenti per mettere in campo ulteriore organico per il funzionamento degli istituti. E naturalmente l'emergenza coronavirus, lo abbiamo visto, l'abbiamo detto molte volte, ha comportato una riorganizzazione della nostra sanità, che ha saputo affrontare nel modo migliore l'emergenza. Anche per quanto riguarda il pronto soccorso, il lavoro del 118 è stato trasformato dai fatti, dall'emergenza. Anche di questo parliamo con gli ospiti che ho in collegamento Skype, che vado subito a presentarvi e che ringrazio per essere con noi. Il dottor Edgardo Contatto, direttore sanitario dell'USL 5 Polesana. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno. Il dottor Marco Sommacampagna, direttore del SUEM ULS 5 Polesana. Buongiorno anche a lei dottore. Buongiorno a tutti. E buongiorno e grazie per essere con noi anche al dottor Giovanni Lucianò, direttore del pronto soccorso di Adria. Buongiorno e ben trovato dottore. Buongiorno.
Allora, ricordo a voi da casa il numero 0422 1626 764 per intervenire in diretta e fare domande ai nostri ospiti. Inizierei subito con il dottore Edgardo Contatto per capire un po' com'è la situazione al momento nella gestione delle emergenze per quanto riguarda l'ULSS 5 Polesana. Intanto ringrazio per questo collegamento. La situazione direi che continua il nostro trend, è una delle province che sia nella fase critica ha visto una situazione abbastanza favorevole. Anche adesso stiamo proseguendo con il nostro lavoro e direi che come contagi non è che siamo particolarmente interessati. Un dato importantissimo è che noi non abbiamo dei cluster locali, abbiamo quelle situazioni che stanno un po' caratterizzando questa fase della vicenda Covid, e cioè situazioni che sono di importazione o turisti che si sono recati nelle zone che sono state identificate come a rischio, o persone che arrivano dall'estero, extracomunitari, oppure giovani e non giovani che hanno festeggiato, hanno creato occasioni di incontro e queste poi hanno portato a dei contagi. Direi che come casistica siamo abbondantemente al di sotto di quelle che sono le situazioni che stanno contraddistinguendo attualmente il resto del territorio, sia regionale che nazionale. Dottore, possiamo dire che si è abbassata un po' la guardia? È questo il rimprovero che viene fatto in questo momento soprattutto ai più giovani? I giovani nella vicenda del lockdown sono stati uno dei punti di forza, hanno fatto un ottimo lavoro, sono rimasti in casa, hanno utilizzato tutti i loro sistemi di collegamento e hanno comunque generato un sistema nuovo di comunicare anche tra di loro. In un certo senso era anche pensabile che togliendo il tappo alla bottiglia qualche goccia potesse uscire. Ci capita anche con i migliori prosecchi del nostro territorio, no? E dopo tanti sacrifici si può anche pensare che qualche cosa possa accadere. Io ritengo che comunque anche questi fatti servano per fare educazione, per formare e per prepararci magari per la stagione che è più fredda, più fresca, che magari potrebbe darci qualche problema in più. Quindi questi segnali di allarme, io sono convinto, serviranno per alzare la guardia, soprattutto tra quelle categorie a rischio e soprattutto tra i giovani che in questa fase sono, direi, i bersagli più colpiti. Dottor Sommacampagna, voi come ULSS 5, come SUEM, operate in un territorio molto esteso con fette di popolazione che vivono in zone che sono tra loro distanti. Qual è la complessità che si incontra in una gestione, in un presidio del territorio così variegato? Sì, diciamo che l'organizzazione del soccorso territoriale tiene conto e deve tener conto della situazione, diciamo, del territorio, della situazione orografica, della distribuzione degli ospedali, delle risorse e così via. E da tempo, anche prima del Covid, in realtà diciamo, l'organizzazione che vede ospedali con più risorse, tipo quelle di Rovigo rispetto ad altre, era tale per cui il paziente, una volta inquadrato nella sua patologia, se era una patologia che necessitava di un intervento immediato e specialistico, veniva condotto già subito presso questo ospedale nell'ambito di tutto il territorio. Certo che il nostro territorio è particolare perché è molto ampio, a bassa densità di popolazione in certe zone, ma abbiamo cercato di organizzare i mezzi e le risorse in modo da favorire questi percorsi che noi chiamiamo di hub and spoke, cioè di Raggiera e Perno centrale, dando l'opportunità a tutti i pazienti di poter accedere
nei tempi migliori e nel posto giusto per la loro patologia. Questo sfrutta e vede la necessità di una conoscenza delle risorse locali, tra cui quelle del territorio, quindi la continuità assistenziale, la medicina di base e così via, che coordina e collabora con noi in una rete, in sostanza, una rete che ha tenuto conto di tutte queste caratteristiche. Io ho parlato all'inizio di come si sia riorganizzata la sanità per far fronte all'emergenza Covid. Dottor Lucianò, e l'organizzazione del pronto soccorso per far fronte all'emergenza com'è cambiata? Ma diciamo che l'esperienza sul campo ha fatto sì e ci ha dato quelle informazioni necessarie per fare in modo di rimodulare l'attività del pronto soccorso a questa nuova necessità, a questa nuova esigenza riferita chiaramente all'emergenza urgenza Covid. Grazie alle indicazioni della direzione strategica dell'azienda, che in qualche modo e in ogni momento ci ha sostenuto, siamo stati in grado di creare quelle situazioni ottimali per poter far fronte non solo all'emergenza Covid, ma anche all'emergenza urgenza caldo. Abbiamo provveduto sin da subito a creare all'esterno della struttura ospedaliera una struttura dove poter accogliere i pazienti, dove possono essere in un certo qual modo filtrati, seguendo degli schemi ben precisi e adottando chiaramente in rete, quindi anche in collaborazione e con la condivisione dei percorsi con la rete territoriale SURM 118, come aveva appena detto il dottor Somma Campagna, dove vengono formulate delle domande e già quello ci dà l'indirizzo sul paziente che sta per entrare nell'area vera e propria dell'unità operativa nella struttura complessa di pronto soccorso, dove andremo a verificare se trattasi di un caso sospetto o meno. Abbiamo cercato nei limiti del possibile chiaramente di creare i due percorsi in maniera separata e in base alla sintomatologia presentata si sono adottate tutte le misure seguendo quelli che sono i criteri del DPCM e delle delibere di giunta regionale. Qual è stato, dottor Lucianò, adesso da lei, l'afflusso al pronto soccorso durante il clou della pandemia? Abbiamo più volte, anche noi, durante i mesi dell'emergenza, detto, tramite le parole dei diretti interessati, come ci fosse stato una netta diminuzione degli accessi al pronto soccorso, vuoi per la paura di poter essere contagiati, vuoi perché c'erano meno occasioni anche di farsi male. Avete registrato lo stesso andamento anche presso la vostra ULSS? Ma io non posso far altro che confermare questi dati. Ovviamente parlo non solo per il pronto soccorso di Adria, ma parlo anche per il pronto soccorso di Rovigo, ospedale Hub, e anche per l'ospedale di Trecenta. Diciamo che dall'inizio di questa pandemia abbiamo registrato sin da subito, non appena sono state emanate le norme restrittive, un calo dell'afflusso, non voglio esagerare, ma di circa il 70-75% in tutte e tre le strutture. Siamo andati avanti con questa percentuale per un determinato periodo di tempo, fino a quando l'emergenza non è cominciata ad allentarsi e non appena abbiamo in qualche modo rilevato la contagiosità e la minore aggressione, forse legata anche alle elevate temperature di questi periodi, e abbiamo registrato una contagiosità pari quasi a zero, e in riferimento a questo chiaramente pian pianino l'afflusso ha visto una tendenza all'aumento, che comunque sempre per quanto riguarda gli ospedali periferici ha fatto un po' più fatica al rientro alla normalità, mentre nell'ospedale Hub l'afflusso è tornato quasi nella norma in un lasso di tempo molto breve. Che spiegazione vi siete dati di questo netto calo degli accessi ai pronto soccorsi? Sta a significare che durante la normalità spesse volte si accede al pronto soccorso, e come spesso è stato denunciato, senza un reale motivo, senza una reale urgenza? Rispondo io? Sì, prego. La considerazione più logica e principale che ti viene da fare senza dubbio è questa, però è anche da tener
in considerazione che l'utente che si rivolge al pronto soccorso non riesce a discernere ciò che effettivamente necessita di pronto soccorso o necessita di altre strutture o di altri servizi erogati dall'azienda stessa. Quindi è compatibile col sintomo presentato. Per cui, pur facendo questa considerazione, i pronto soccorsi sono delle strutture operative H24 e quindi come tale accolgono, indipendentemente da qualunque cosa, che sia una situazione di iperafflusso o comunque che sia una situazione di riduzione di afflusso per qualsivoglia motivo, qualunque tipo di patologia, da quella più banale a quella molto più complicata. Certo. Dottor Contatto, tra gli obiettivi della Regione da conseguire nelle aree dell'emergenza c'è il raggiungimento dei tempi di intervento tra la chiamata e l'arrivo dei soccorsi, che vengono quantificati in 18 minuti, quindi entro 18 minuti deve arrivare l'intervento. Ecco, l'ULSS 5 a che punto è nel raggiungere questo importante obiettivo? Su questo potrà dare più riscontro preciso il dottor Sommacampagna, però in questi anni abbiamo lavorato proprio per raggiungere questo obiettivo e stiamo arrivando proprio su tutto il territorio a questo risultato. Stiamo lavorando anche su una ridistribuzione dei mezzi in modo tale appunto che in qualunque momento, in qualunque luogo questo risultato sia ottenuto. Proprio per quello che si diceva prima, il nostro territorio è un territorio particolare, noi dobbiamo tenere conto sia della situazione della viabilità ma anche delle condizioni climatiche, d'inverno da noi spesso c'è nebbia e quindi anche nella dislocazione dei mezzi dobbiamo tener conto proprio della realtà del territorio. Quindi il T18 per noi non è raggiunto onestamente in tutti i punti, ci stiamo lavorando, stiamo portando avanti un progetto anche di ristrutturazione della rete e in questi anni abbiamo migliorato notevolmente quelli che sono i risultati. Dottor Sommacampagna, voleva aggiungere qualcosa su questo fronte? Diciamo che il dottor Contatto è stato completo nella risposta. È chiaro che il raggiungimento di un obiettivo di questo tipo significa un lavoro di miglioramento non solo della quantità delle risorse, che è relativamente importante, ma anche dell'efficienza dell'utilizzo di queste risorse. E in questo senso, come diceva il dottor Contatto, abbiamo già lavorato, abbiamo già recuperato minuti, ci siamo vicini, diciamo, e c'è un progetto di implementazione anche delle risorse. Chiaramente il momento Covid ha rallentato questi risultati perché qualsiasi soccorso era preceduto dalla vestizione completa degli operatori, quindi diciamo in questa fase è difficile stabilire dei tempi esatti. Comunque è un obiettivo importante che deve essere raggiunto, lo stiamo facendo, chiediamo la collaborazione dell'utenza che è parte integrante di questo obiettivo, in quanto anche l'utenza che è padrona, tra virgolette, del servizio deve avere una capacità di un utilizzo efficace ed efficiente. Ecco. Ma però credo che sia un obiettivo ormai alla portata. Ecco, in questo obiettivo giocano un ruolo importante i mezzi del parco, insomma dei parco mezzi dell'USL 5. Allora spieghiamo, dottor Sommacampagna, l'efficienza di questo parco mezzi, ma anche il ruolo delle automediche che spesso vediamo intervenire nei luoghi dell'incidente, però probabilmente non tutti sanno qual è il loro ruolo nei casi di emergenza. Proviamo a fare un po' di chiarezza anche da questo punto di vista, dottor Sommacampagna. Sì, diciamo che l'automedica è una risorsa che porta l'ospedale sul territorio, lo porta anche l'ambulanza naturalmente, perché in ogni ambulanza del Polesine c'è un infermiere e quindi il personale è professionalizzato. È chiaro che in un momento in cui un utente espone una problematica e noi riteniamo sia attraverso un percorso che chiamiamo dispatch, che è regionale, è una flowchart che dobbiamo seguire, e che è per natura sovrastimante,
e quindi è chiaro che tende a mandare la maggiore risposta possibile in assenza per esempio di alcune indicazioni. È chiaro che permette di mandare medico e ambulanza separatamente. Questo significa che mandiamo comunque il massimo della risorsa, ma una volta arrivati sul territorio, sul posto, al domicilio o quello che è, e se l'evento non richiede l'unità medica, questa può rientrare immediatamente disponibile per i soccorsi e disponibile per il pronto soccorso. Se invece ha necessità, è già lì sul territorio, attua quello che deve fare e magari rientra con l'ambulanza. Quindi è un sistema, diciamo, di poter disporre della risorsa più importante, che è il medico dell'emergenza territoriale, sganciandolo dalla semplice ambulanza, semplice come strumento, come mezzo e non come risorse umane all'interno, per poterla poi giocare sul territorio di qua o di là a seconda delle necessità. Quindi è uno strumento di utilità del sistema. Non so se ho dato la risposta. No, è stato chiarissimo, assolutamente chiarissimo, certo. Per quanto riguarda invece il parco mezzi in dotazione all'USL 5 Polesana, da questo punto di vista di che tipo di mezzi stiamo parlando e qual è l'efficienza? Insomma, facciamo anche il punto in modo generale. Sì, allora in questo momento è chiaro che il numero dei mezzi è definito in base anche delle direttive regionali che vanno a studiare la popolazione e le risorse. È chiaro che su questo la direzione aziendale può aggiungere eventualmente in base all'analisi. Nella nostra provincia ciascuna ambulanza del territorio ha presente un infermiere ed è poi supportata, e qui ne abbiamo nella nostra provincia, adesso vado un attimo, ne abbiamo una a Trecenta, una a Castelmassa, una a Santa Maria, 2 a Rovigo, 2 ad Adria, una a Porto Tolle, 2 a Portoviro e una estiva a Rosolina. E poi abbiamo 4 automediche che partono dal pronto soccorso di Trecenta, di Adria, di Portoviro e dall'ospedale di Rovigo. Quindi abbiamo un parco macchine che è sufficiente per svolgere l'attività che svolgiamo quotidianamente ed è altamente professionalizzato. È per questo che dico, se un paziente di Scardovari, così come di Bergantino, ha bisogno di essere portato in emodinamica interventistica cardiovascolare, cioè un infarto miocardico che può essere trattato subito, che parta da distante, lo fa però con il medico, con l'infermiere, con un mezzo che dentro ha respiratori, defibrillatori, farmaci e così. Certo che i tempi sono l'elemento su cui possiamo difficilmente agire, perché non possiamo chiedere ai nostri soccorritori di correre mettendo a repentaglio la sicurezza dell'equipaggio, ma di conseguenza anche del paziente, perché se non arriviamo, ecco. Sì, i tempi è un problema invece di risorse strutturali, come dicevo prima, quindi magari aumentare, che è il progetto che stiamo valutando, alcune risorse. Per il momento io ritengo, non dovrei essere io a dirlo, che sul piano professionale delle competenze nei nostri mezzi ci siano le competenze necessarie. Posso chiederle, dottor Somma Campagna, e poi vado nello specifico della gestione delle emergenze durante il periodo lockdown con il dottor Contatto, ma a lei volevo chiedere come sono stati vissuti gli interventi durante il lockdown dal personale sicuramente specializzato, sicuramente con un'alta professionalità, ma che comunque esseri umani che si trovavano ad avere a che fare con qualcosa all'inizio perlomeno di sconosciuto. Psicologicamente com'è stato lavorare in quel periodo? Allora, intanto la ringrazio per la domanda, perché mi permette di ringraziare veramente tutto il personale che ha lavorato con me per la popolazione, e parlo anche della rete, dell'azienda e così via, ma poi entro nello specifico dei miei ragazzi, di tutta la rete, perché non hanno mai ceduto in nessun momento e hanno dato prova di una disponibilità assoluta. Cosa è successo al momento in cui è iniziato quel famoso 21 febbraio, che passerà alla storia, immagino. E intanto abbiamo invertito il nostro DNA di sistema 118, perché il nostro DNA è: se tu mi dici che stai male, io vengo, vedo e soccorro. Abbiamo dovuto invertire, perché voi sapete che abbiamo cercato di selezionare i casi più importanti e critici da portare in ospedale, e abbiamo affidato al territorio, ai colleghi della medicina di base, a tutto il resto, pazienti invece che non avevano criticità. Questo per impedire
l'intasamento delle strutture sanitarie, e quindi siamo andati un po' contro alla nostra, diciamo, il nostro DNA di soccorritori, e su questo, diciamo, è stato un momento difficile, però devo dire che l'utenza ha capito quasi subito. Su questo, anche questo devo dirlo, perché molti utenti ci hanno compreso perfettamente quello che stavamo facendo. Sul piano psicologico io ho visto il dubbio e la paura negli occhi dei miei ragazzi che andavano a soccorrere. Avevamo fatto i corsi già prima, per fortuna, sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, li avevamo a disposizione, li abbiamo utilizzati correttamente, in modo corretto, però diciamo siamo esseri umani anche noi. Devo, e lo ribadisco, ho visto la paura, ma ho visto anche l'evidenza. Noi siamo questi professionisti, dobbiamo fare questo e lo facciamo, e di questo non finirò mai di ringraziare i ragazzi che hanno lavorato con me, tutta la rete, perché non c'è mai stata una sbavatura, un momento di dubbio. Avevamo le nostre paure perché tutti noi tornavamo a casa la sera. Assolutamente sì, un ringraziamento al quale ci uniamo anche noi per il lavoro fatto. Dottor Contatto, in generale la gestione delle emergenze durante il lockdown e poi dall'inizio della pandemia come è stato organizzato? Abbiamo capito, l'ha detto il dottor Sommacampagna, come sia cambiato il DNA dell'intervento, in che modo è stato strutturato? Ma ogni giorno è stata un'esperienza, è stato... Alla fine potremmo dire era come l'ha detto adesso il dottor Sommacampagna, ma è stato un sistema che giorno per giorno è cambiato. Un piccolo inciso a un certo punto, proprio per andare vicino alla popolazione e per fare in modo che non ci fosse l'intasamento degli ospedali, del pronto soccorso. Con i colleghi del 118 abbiamo studiato una modalità, abbiamo messo in strada un'auto che faceva da staffetta e andava a casa dei pazienti che manifestavano sintomatologia particolare o sospetta, a fare una verifica di visus se effettivamente poteva intervenire il 118 per il trasporto o se si poteva consigliargli di stare a casa, che era in quel momento poteva essere il luogo migliore. In quei giorni i colleghi del 118 hanno filtrato una quantità di telefonate veramente enorme, indescrivibile, e ogni telefonata magari dietro aveva un suo dramma, aveva una sua specificità. E la professionalità di queste persone è stata proprio quella di dare il giusto peso a tutte le vicende che si sono via via sovrapposte in quei giorni. Direi che man mano che passa il tempo la memoria forse si affievolisce rispetto a quei momenti, però vorrei ricordare, e lo faccio con molta... veramente con passione, che in quei momenti tutto il servizio sanitario, senza distinguere nessuno, e in particolare chi era in trincea, in prima battuta i ragazzi del 118 e del pronto soccorso, hanno fatto un lavoro veramente stupendo, del quale va dato merito, perché effettivamente riuscire a tenere anche in termini psicologici in quei momenti, con una marea montante, con le telefonate che arrivano, con i drammi di ognuno a casa e con le difficoltà di interpretare le situazioni sanitarie, direi che anche questa è stata una prova enorme di professionalità, ma soprattutto di sensibilità e di umanità. Dottor Contatto, insieme all'emergenza Covid si è dovuto far fronte anche al piano caldo con la stagione estiva. Sì. Ecco, in che modo avete affrontato questo come Urso 5? Sì, allora io ringrazio questa emittente che ci ha dato questa opportunità e ci dà l'opportunità soprattutto di dire che nel servizio sanitario regionale, in questa regione, anche quando la gente si riposa, e Ferragosto, questo mese dovrebbe essere il mese, quest'anno è un anno un po' particolare però, ma canonicamente, in maniera
classica, il mese di agosto è il mese in cui liberi tutti e con diritto ci si dà il meritato riposo. In questo periodo invece ci sono delle categorie di professionisti che intensificano il loro lavoro e qui sono i colleghi del 118 e del pronto soccorso, perché oltre all'ordinaria amministrazione devono far fronte con tutta una serie di situazioni che si verificano proprio perché gli altri riposano, i medici di base, il sistema allenta un tantinino la propria tenuta e quindi c'è bisogno di qualcuno che garantisca tutta la popolazione e che dia sicurezza a tutti. Questo gruppo di persone si fa carico del mese di agosto, diciamo così, dopo aver vissuto tutti i mesi precedenti del Covid. E di questo io volevo ringraziarli proprio di cuore per il lavoro che stanno facendo. Sul piano caldo la stagione quest'anno è stata abbastanza importante e noi siamo a disposizione con i numeri telefonici ma anche con il numero del 118 per quelle situazioni dove gli anziani possono essere da soli e che devono essere supportati magari per superare uno stato di temperatura troppo elevata oppure una situazione di disagio nella propria abitazione. Abbiamo identificato dei luoghi sicuri dove eventualmente convogliare le persone che in questo periodo hanno bisogno di un luogo magari più fresco e quindi con il contributo delle strutture protette, delle case di riposo, noi stiamo monitorando la situazione ed eventualmente interveniamo quando c'è la necessità di trasportare una persona da un luogo che non ha le caratteristiche adeguate ad un luogo più fresco oppure dandogli quei supporti necessari con l'assistenza domiciliare affinché superi un momento difficile. Dottor Luciano, prima abbiamo fatto il punto sugli accessi al pronto soccorso durante l'emergenza, il clou della pandemia. Per quanto riguarda invece gli accessi durante questo periodo estivo, come sono andate le cose? Ma diciamo che durante il periodo estivo, essendo stata la stagione un po' altalenante dal punto di vista delle condizioni atmosferiche, non possiamo dire di aver avuto grandi accessi riferiti all'emergenza caldo. Diciamo che sono sovrapponibili a quelli degli anni precedenti, però è fuori di dubbio che anche in questa situazione il sistema ha retto sotto tutti i punti di vista, in quanto ogni ingresso veniva valutato a secondo delle condizioni presentate e ogni ingresso veniva approfondito e studiato dando le risposte necessarie, non solo, ma accogliendo un po' tutte quelle situazioni che poi attraverso il piano caldo emanato dalla direzione aziendale venivano eventualmente, nel caso fosse richiesto che sia stata la dimissione, che sia stato l'intrattenere il paziente per un periodo di tempo in osservazione temporanea o comunque anche la dimissione a domicilio, sempre e in ogni caso in regime protetto, fornendo tutti quelli che sono quelle caratteristiche o che sono quei consigli o che sono comunque quei comportamenti da tenere nelle giornate particolarmente calde, soprattutto per quella fascia di soggetti un po' più fragili che riguardano non solo l'anziano ma anche a volte il giovane e soprattutto anche il giovane che svolge un'attività fisica di notevole intensità o entità. Allora noi adesso ci fermiamo, vi chiedo di pazientare qualche minuto perché dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, ma poi torniamo per approfondire l'argomento delle emergenze per USA 5 Polesana. Restate con noi, a tra pochissimo. Rieccoci in diretta, in collegamento i medici dell'USL 5 Polesana per parlare di eccellenza, di 118 e pronto soccorso durante proprio la pandemia, di questo abbiamo parlato. Intanto da oggi è attivo il numero verde per le scuole dedicato interamente alla ripresa, a cui le scuole potranno rivolgersi in caso di dubbi e quesiti e per raccogliere le domande e segnalazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza. Il cosiddetto help desk attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
fatto solo però per gli istituti. Dottor Luciano, abbiamo parlato del caldo, abbiamo parlato di un'estate atipica, perché è un'estate comunque nella quale dobbiamo fare i conti con l'emergenza ancora in atto Covid. E come la popolazione ha reagito all'obbligo di indossare la mascherina? Come è stata questa novità che ha accompagnato questa estate 2020 dal vostro osservatorio? Ma dal nostro punto di vista ritengo che la popolazione ha accolto bene quelli che erano i criteri e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, non solo, ma anche nel rispetto delle norme che prevedevano quelle condizioni che permettevano in qualche modo di confrontarsi e rivolgersi alla struttura nel modo più sicuro non solo per se stessi ma anche per gli operatori all'interno delle unità di pronto soccorso. E io volevo, come ha già fatto il dottor Contatto e il dottor Somma Campagna, cogliere l'occasione di ringraziare anche tutti i miei collaboratori dei pronto soccorsi dell'azienda. Devo dire in realtà che le sensazioni descritte dal dottor Somma Campagna devo necessariamente farle mie, perché quando si opera nel sistema di urgenza ed emergenza fondamentalmente si avvertono le stesse sensazioni, si vive lo stesso momento e quindi vedevo questo anche nei miei collaboratori. Ma ad aggravare un po' queste situazioni che riguardano l'emergenza caldo e anche l'emergenza Covid, c'è da dire che chiaramente non è un problema che riguarda solo ed esclusivamente i pronto soccorsi dell'azienda o comunque quelli regionali, penso sia un problema che riguarda un po' tutto a livello nazionale. C'è una notevole difficoltà alla gestione della struttura dei pronto soccorsi perché difficilmente e con tanta fatica si riesce a reperire personale specializzato, formato, personale che è in grado di affrontare tutte queste situazioni di emergenza, e in questo caso non mi riferisco in particolar modo all'emergenza caldo ma soprattutto al Covid, dove necessariamente l'esperienza è stata fatta sul campo. E quando diciamo in un servizio non c'è una continuità, quando in un servizio non ci sono quelle condizioni che ti permettono di agire sempre seguendo un filo conduttore che poi deve essere condiviso anche con le altre unità operative al fine, a partire dall'accoglienza e fino al ricovero e eventualmente alla dimissione, le difficoltà sono tantissime, ma sono tantissime anche a trasferire quelle che sono le informazioni base affinché tutti agiscono allo stesso identico modo. Io mi ritrovo a operare, diciamo, soprattutto nell'ospedale Hub e ad avere notevoli difficoltà in quanto il personale strutturato è ridotto un po' ai minimi termini, ripeto, non certo per la mancata volontà da parte dell'azienda di prendere tutti i provvedimenti del caso, ma proprio per la difficoltà di reperire il personale. Quindi giri in un ambiente con varie professionalità, per carità, anche loro sicuramente formati, ma una cosa è avere del personale che opera con te nel corso del tempo, quindi ha modo di consolidare le proprie esperienze, ha modo di confrontarsi con le stesse persone e non solo, ma soprattutto ha modo di agire in maniera coerente un po' con tutti. Quindi questo, in mezzo alle altre difficoltà di gestione delle unità operative di pronto soccorso, metterei anche questa, che non è sicuramente una cosa da poco. Assolutamente, ha fatto bene a sottolineare questo aspetto. Dottor Somma Campagna, prima ha spiegato insomma la complessità in qualche modo degli interventi, dato proprio la caratteristica del territorio nel quale operate. Territorio che, ricordiamo, comprendere anche una località di mare come Rosolina. Nel periodo estivo questo che cosa comporta? Il fatto di avere una località alla quale i cittadini normali che ci sono durante l'anno si aggiungono i turisti. Sì, è chiaro che va tenuto conto che in questa fase, nella fase estiva in pratica, la popolazione dell'ambito, diciamo,
Rosolina, in generale della litoranea della provincia di Rovigo, aumenta notevolmente. In tal senso sia l'ambito del territorio si potenzia, ma anche l'ambito del soccorso sanitario. E diciamo che da metà giugno a metà settembre, vado un attimo a memoria, può scapparmi una settimana, viene aumentati i mezzi del soccorso con un'ambulanza H24, con infermiere, e proprio nel paese di Rosolina Mare, in collaborazione con le associazioni di volontariato, aumentiamo anche la copertura delle spiagge nei weekend, sia a Rosolina che a Boccasette e a altre spiagge, e mettiamo questi mezzi in rete 118 a sfruttare e utilizzati per il soccorso secondo le ordinarie procedure che già conosciamo. Quindi potenziamo la risorsa parallelamente al potenziamento al numero di utenze, di cittadini che aumentano in quella zona, di cui non possiamo non tenerne conto. Assolutamente. Tornando all'emergenza Covid, avrei una domanda per tutti e tre. Che cosa abbiamo capito come la conoscenza di questo virus sia stata fatta con il passare dei giorni, delle settimane, dei mesi sul campo? Si è affrontato man mano. Che insegnamento, se si può parlare di insegnamento, vi ha lasciato questi mesi di emergenza e di convivenza con la pandemia? Iniziamo come compaiono in grafica, iniziamo con il dottor Contato, poi il dottor Sommacampagna e il dottor Lucianò. Prego. Una cosa che mi ha insegnato che la fragilità della persona e della società. Cioè il Covid penso abbia dimostrato che quanto anche noi esseri umani possiamo essere fragili. Poi un'altra cosa che mi ha insegnato è che la capacità di reagire da parte delle persone, degli uomini messi in difficoltà, e noi ci siamo stati parecchio, riusciamo quando facciamo sistema, e qui do anche un certo peso e merito a quello che ha fatto la nostra regione, facendo sistema e con coerenza affrontare i problemi, con raziocinio, identificando le priorità e come si doveva intervenire. E solo con l'intelligenza, la capacità, la lucidità e anche quello che è un aspetto di noi esseri uomini, il fatto di fare squadra, in queste condizioni si riescono a superare anche delle difficoltà enormi come sono state quelle che ci ha manifestato il Covid. Una piccola osservazione, non vuole essere polemica, però il sistema sanitario ha bisogno di medici, di personale preparato, di infermieri. Negli anni precedenti la sanità ha sofferto, a mio avviso, e questo ve lo posso dire perché ormai sono molti anni che faccio questo mestiere. Il fatto che a dirigere e a definire i fabbisogni della sanità fossero non i bisogni reali della popolazione, ma quello che il Ministero della Finanze decideva, in questa fase si è visto parecchio. E quindi è bene che questo faccia esperienza. Le vite le salvano i medici, gli infermieri, l'economia è una cosa importante, aiuta, però se non ci sono i medici le popolazioni non si salvano, medici, infermieri, i professionisti insomma della sanità. Dottor Sommacampagna. È chiaro che mi allineo a quanto detto dal dottor Contato, aggiungo una piccola grande cosa, che in questa fase pur di controllo della pandemia, in realtà a mio parere, anche perché non sono più un ragazzino, bisogna continuare a mantenere l'attenzione con queste 4 piccole cose che dobbiamo fare quotidianamente: la mascherina, la distanza, il lavaggio delle mani, il monitoraggio della febbre. Ecco, io invito tutti, come cittadino soprattutto, abbiamo capito che questa è un'arma fondamentale
senza la quale tutto lo sforzo fatto potrebbe essere inutile, per cui invito proprio a continuare perché siamo sulla strada giusta. Dottor Luciano? Ma io non posso far altro che confermare quanto detto da chi mi ha preceduto. Sicuramente in riferimento a questa esperienza devo necessariamente dire che ha lasciato tanto un po' a tutti gli operatori sanitari e del personale medico e del comparto un qualcosa che difficilmente nel tempo può essere cancellata. Sicuramente a noi tutti ci ha fatto capire, non solo come professionisti ma anche come cittadini comuni, quanto una situazione di questo tipo ci possa far cambiare dentro e quanto ci possa far cambiare anche nell'espletare quello che è quotidianamente la nostra professione. Sicuramente ci ha avvicinato molto di più, oltre che dal punto di vista professionale propriamente detto, e quindi dall'ingresso al formulare la diagnosi alla somministrazione della terapia, ma quello che notavo molto di più è che sicuramente l'utenza, il cittadino, aveva bisogno di essere accolto all'interno della struttura ospedaliera con tutte quelle situazioni che lo tranquillizzassero, soprattutto dal punto di vista psicologico, e lo rendessero partecipe momento per momento di quello che stava vivendo e di quello che andava a vivere, e questo non riguarda solo esclusivamente l'utente, ma anche il fornire le informazioni per quanto il tempo desse la disponibilità anche ai familiari, perché non penso solo ed esclusivamente al paziente, ma penso anche a chi è in attesa fuori e chi in qualche modo è alla ricerca continua di sapere quello che sta accadendo, visto che le norme purtroppo non sempre consentivano, se non in determinate situazioni, l'accesso ai familiari. Un'altra domanda alla quale chiedo se avete voglia di rispondere tutti e tre. Noi abbiamo capito come questa convivenza con il virus sia destinata a continuare anche nei prossimi mesi. Si sperava che con l'estate scomparisse, di fatto c'è ancora, i dati lo dicono, e ormai la stagione autunnale, invernale è alle porte. Come vedete appunto questa stagione invernale, dove insieme all'emergenza coronavirus si dovrà convivere anche con l'influenza stagionale, che potrà comportare poi un incremento degli accessi ai pronto soccorsi, con poi diventerà fondamentale questa diagnosi differenziata. Dottor Sommacampagna, inizierei da lei e poi i suoi colleghi, se vogliono rispondere sulle prospettive, le previsioni che fate, anche se è difficile fare previsioni per la stagione invernale e autunnale. Sì, la domanda non ha una risposta facile. Noi come medici parliamo con la lingua della scienza, e la scienza in questo momento sta ancora raccogliendo tutte le informazioni. È chiaro che saremo di fronte a un problema di convivenza, come ho detto anche prima, una convivenza che però ci ha permesso di creare un controllo, una modalità di contenimento che ci permetterà di andare avanti, a mio parere, fino a che troveremo la soluzione definitiva. Per questo ritengo sia fondamentale ribadire alcuni concetti che sono quelli essenziali. Poi speriamo che la medicina trovi la soluzione. Intanto che non la trova, bisognerà condividere col virus le nostre giornate. Dottor Contatto, possiamo dire insomma che l'esperienza maturata in questi mesi permetterà di affrontare in modo sicuramente migliore i mesi a venire, anche il periodo invernale, che è quello che fa più paura in questa situazione? Assolutamente sì, non sarà più un fulmine a ciel sereno quello che ci è capitato, ma avremo tutta l'esperienza che abbiamo accumulato in questi mesi, nel bene e nel male, quindi questo sicuramente ci aiuta. In più la scienza, come diceva Sommacampagna, sta mettendo a frutto tutto quello che oggi si può fare sul problema specifico. Poi un altro aspetto che non trascurerei è usare tutte quelle che sono le potenzialità che abbiamo, e questo non da ultimo la vaccinazione antinfluenzale, che sicuramente aiuta moltissimo nella diagnosi differenziale
e anche nel prevenire certe complicazioni che potrebbero sorgere in quei momenti. Quindi sì, la stagione, i mesi che ci attendono saranno complicati, però il lavoro che abbiamo fatto in questo periodo penso ci darà modo di essere più preparati e anche offrire ai nostri cittadini maggiore sicurezza rispetto al passato. Il lavoro fatto da noi aziende, ma soprattutto con il supporto della Regione, sia in termini di tecnologie, di disponibilità di personale, di conoscenze, è sicuramente completamente diverso rispetto a quello che avevamo il 21 di febbraio di qualche mese fa. Dottor Luciano. Ma è difficile dire perché dati certi non ci sono. E sicuramente rispetto al passato non c'è dubbio, è una situazione che riusciremo ad affrontare in maniera molto più puntuale e precisa. Certo, la scienza medica farà il suo corso e ci fornirà quelle che sono le informazioni necessarie per stare al passo con l'evoluzione anche della malattia relativa al Covid. Ci avviamo verso la stagione autunnale e l'esperienza autunnale è una cosa che si ripete. In quei periodi lo stato di sofferenza dei pronti soccorsi è notevole, anche perché le necessità da parte dell'utenza sono maggiori e la contrazione dell'influenza colpisce a tappeto in quei periodi un po' gran parte della popolazione ed è normale che un sistema vada in sofferenza, ma quanto è stato fatto fino ad oggi sicuramente ci dà l'opportunità di affrontare il tutto nel migliore dei modi e portarlo avanti come abbiamo fatto fino ad oggi. Dottor Contatto, c'è il rischio di una psicosi Covid in autunno con poi l'insorgere anche dei sintomi influenzali, di una banale influenza? Avete questo timore? Il problema sarà proprio quello della diagnosi differenziale. Appunto per questo noi ci stiamo attrezzando con indicazioni della Regione per quanto concerne le diagnosi differenziali, quindi i tamponi, le diagnosi sierologiche e quant'altro. Quindi questo rispetto a quello che è successo qualche mese fa ci dà delle potenzialità notevolmente diverse. Oggi quando una persona arriva in pronto soccorso, stando sempre attenti ai percorsi perché non si mescolino persone con problemi Covid da persone che non hanno problemi Covid, si riesce a fare un tampone, almeno nei nostri pronti soccorsi, nel giro di un paio d'ore riusciamo ad avere la risposta su una situazione sospetta e via via che si va avanti la tecnologia offre opportunità nuove. Stiamo ragionando con i tamponi rapidi a fare diagnosi differenziale nel giro di 10 minuti, quindi questo sono passi enormi che consentono anche alla popolazione di vivere più tranquilla e di affrontare anche i problemi normali di salute in maniera più serena. Ecco, oggi è proprio arrivata la notizia della validazione dallo Spallanzani dei test rapidi, quindi questo è uno strumento in più per uno screening, diciamo così, on the road, l'ho definito oggi il governatore Zaia, ma anche istantaneo nel risultato. Sì, e questo fa la differenza. Basti pensare che in quei momenti, alcuni mesi fa, dovevamo aspettare dei giorni preziosi per capire se una persona doveva essere posta in isolamento oppure poteva andare tranquillamente a casa. Oggi in 10 minuti questa valutazione la si fa e naturalmente consente di adottare dei provvedimenti importanti in tempi rapidissimi, senza sovraccaricare il sistema. Questi sono, dopodiché anche in questo caso occorre che i cittadini dimostrino quel grandissimo senso civico che hanno dimostrato nel periodo del lockdown e anche nell'uso attuale di quei dispositivi che servono, e cioè riuscire a tenere naturalmente dritta la barra
ascoltare quelle che sono le indicazioni che vengono date dalle persone competenti e naturalmente direi un consiglio che potrei dare in questo momento è vaccinarsi. Vaccinarsi appena ci sarà la disponibilità del vaccino anti-influenzale e procedere alla vaccinazione, cosa che avverrà nelle prossime settimane. Chiedo al dottor Sommacampagna e al dottor Lucianò, siamo là in chiusura, proprio un flash da parte vostra per chiudere con un consiglio a chi ci sta guardando da casa su come utilizzare è un termine forse scorretto, ma come essere degli utenti responsabili anche delle emergenze e anche dei pronto soccorsi, tanto più alla luce del periodo della stagione che andremo ad affrontare e a vivere. Dottor Sommacampagna e poi dottor Lucianò. Credo che consiglierei di applicare quello che facciamo come cittadini tutti i giorni, con le nostre cose, con il nostro lavoro, con le risorse che abbiamo, sapendo che ci sono dei limiti, di utilizzarle correttamente. Direi che questo è sufficiente. Dottor Lucianò? Ma io direi intanto di non abbandonare il recente passato e continuare con quanto proprio per senso civico la cittadinanza ha saputo fare. E i presidi migliori sono l'uso della mascherina, il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale. Già questo è tanto per mettersi in regime di sicurezza e per mettere in sicurezza anche gli altri. Ovviamente rispettare quanto viene consigliato e quanto i media, a ragion veduta, sistematicamente fanno per informare al meglio la cittadinanza. Grazie davvero al dottor Giovanni Lucianò, direttore del pronto soccorso di Adria, al dottor Marco Sommacampagna, direttore del SUEMUSL 5 Polesana, e al dottor Edgardo Contato, direttore sanitario dell'USL 5 Polesana. Grazie davvero per il vostro intervento e buon lavoro naturalmente. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Buona giornata a voi. Altrettanto, grazie mille. Abbiamo capito l'importanza anche se non c'era bisogno, siamo consapevoli di quanto sia importante il lavoro, ma di come sia stato ancora più importante durante questi mesi di emergenza e come lo sarà anche nei prossimi mesi autunnali che andremo ad affrontare. Torniamo alla notizia che abbiamo dato e che ha tenuto gran spazio, ha preso spazio durante la nostra diretta, il maltempo di ieri in Veneto, nella zona del Veronese, Vicentino, Padovano. Stiamo facendo una stima dei danni che comunque sono ingenti per capire se anche il nostro sarà tra i comuni che potranno rientrare tra quelli che entreranno nello stato di calamità. Lo ha detto oggi il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che in municipio ha fatto il punto della situazione dei danni dell'ondata di maltempo. Siamo operativi già da ieri pomeriggio, ha detto il sindaco, per un'analisi complessiva. Registriamo diverse decine di piante cadute, soprattutto all'interno di parchi e aree verdi che potranno essere riaperti solamente quando ci sarà la sicurezza massima. Dunque a Vicenza come a Verona attenzionati quei luoghi dove si accede, dove la popolazione accede, che potrebbero diventare pericolosi per piante o alberi e quindi al momento si sta intervenendo proprio lì per mettere in sicurezza questi posti. Noi siamo in chiusura, prima di salutarci però vi ricordo questa sera, dopo le edizioni serali dei nostri telegiornali alle 21:15 torna puntuale Ring, naturalmente occhi puntati sugli aggiornamenti per quanto riguarda il maltempo, ma non solo. Ospiti del nostro vice direttore Ferdinando Avarino ci saranno Giacomo Possamai del Partito Democratico, Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, Elena Ostanelli di Veneto Che Vogliamo e Roberto Marcato della Lega. Appuntamento dunque alle 21:15 su Antenna 3. Siamo in chiusura, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e vi rimando alle edizioni serali dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 con tutti gli aggiornamenti sul maltempo, ma non solo. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata, arrivederci.